Bene, allora buongiorno, buon pomeriggio anzi a tutte e a tutti, grazie prima di tutto di essere qui, ai moltissimi presenti, amministratori, amministratrici, rappresentanti di associazioni, di organizzazioni giovanili e non solo, che poi avranno anche modo di intervenire come appunto siamo d'accordo e quindi vi chiedo e ve lo dico subito, per chi vorrà fare un intervento poi appunto grazie anche agli interventi dei nostri relatori di approfondimento, domande, ma anche proprio un intervento portando la propria esperienza, si può iscrivere a parlare da Stefano, che si fa vedere lì, che così potrete insomma iscrivervi e avremo 3 minuti a testa per poter fare poi un dibattito, diciamo anche grazie al vostro apporto. Ringrazio anche tra i presenti la consigliera regionale Baldin, che è qui presente, poi appunto le lascerò anche la parola che deve andare via un po' prima e quindi ci farà un breve intervento, e ringrazio ovviamente in particolare i relatori che sono venuti qui con noi oggi anche da lontano a portare una prospettiva importante e poi li presenterò più nel dettaglio. Prima di iniziare però volevo lasciare la parola a Federico Engaldini della Scuola di Mobilitazione Politica e anche a chi lo accompagna, perché questo convegno, questo momento, in realtà questo percorso che oggi presentiamo fa parte appunto di un percorso che è nato ancora 2 anni fa all'interno di una scuola di mobilitazione politica che ho voluto promuovere proprio per cercare di fare in modo che ci fosse una partecipazione giovanile anche alla scrittura della legge che oggi discutiamo e presentiamo assieme alle altre, quindi vi lascio la parola per un saluto ma un racconto anche del lavoro che state facendo. Grazie Elena. Siamo qui con una parte del coordinamento appunto della Scuola di Mobilitazione Politica Veneto e gruppo di lavoro legge regionale. Siamo partiti nello scriverla, nel studiarla, nel pensarla, nel guardare alle altre esperienze regionali, quindi ci piace proprio anche oggi ascoltare quelle che sono le altre esperienze e siamo arrivati a depositarla e a discuterne, ecco, di un testo che potesse partire anche dalle esperienze locali, però oltre a depositarla per noi è fondamentale creare una rete attraverso gli amministratori locali, attraverso le associazioni giovanili. Ecco che oggi noi come scuola abbiamo deciso anche di lanciare una campagna di raccolta firme perché sia un territorio che si muova su questa legge, non sia solo degli attori istituzionali, non siano solo degli attori politici, ma ci siano le associazioni giovanili e i giovani dei nostri territori per primi interessati ad avere una legge nuova, una legge dedicata alle politiche giovanili in Veneto e non più diciamo che guardi al 2008 ma guardi ad oggi, a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei giovani oggi nel nostro territorio. Ecco che quindi per noi questo è un passo, questo è un lancio e quindi è proprio il punto di partenza per attuare questa legge insieme ai territori, insieme ai giovani veneti. E grazie a Elena per questo lavoro insieme. Bene, lascerei appunto la parola alla consigliera Baldin per un breve saluto e in realtà tutto quello che vorrà aggiungere oltre al saluto. Grazie. Grazie Elena e intanto complimenti perché credo non sia stato facile organizzare questa giornata con tante realtà insieme. E comunque sappiamo che su questo argomento ci stai lavorando da anni e hai il massimo diciamo, impegno su questo. E oggi è anche una giornata in cui abbiamo parlato di giovani e di nuove generazioni anche in una commissione consigliare, la seconda che si occupa di trasporti e mobilità. In particolare è stato illustrato un mio progetto di legge che parla di trasporto pubblico locale gratuito per diciamo, i ragazzi fino all'obbligo scolastico e fino poi ai 26 anni, quindi magari si cerca anche di portarli a trovare diciamo, un impiego lavorativo a tempo indeterminato con un alleggerimento dei biglietti e appunto degli abbonamenti per quanto riguarda appunto il trasporto pubblico locale. Credo sia una misura che la Regione Veneto potrebbe attuare benissimo come fanno già ad esempio in Emilia Romagna o in Lombardia dove ci sono delle disposizioni analoghe che sicuramente farebbero anche del bene alle famiglie e soprattutto si spera ridurrebbero anche la fuga dei giovani che è in atto ormai da parecchi decenni
per cui se ne vanno dalla nostra regione circa 10.000 giovani all'anno. Questo lo sappiamo ed è un grosso problema, quindi è anche una questione di dare un futuro a chi oggi decide di rimanere nella nostra regione. Questo e anche i temi che verranno sono molto importanti, perché effettivamente abbiamo bisogno di garantire la possibilità di rimanere in questa nostra terra che per noi è tanto cara, ed evitare lo spopolamento generale dei giovani. Grazie. Grazie alla consigliera Valdin del Movimento 5 Stelle. Ci tenevo anche a dire appunto che anche il Presidente del Consiglio Ciambetti oggi non può essere qui, ma ci ha augurato, diciamo, una comunicazione di buon lavoro, perché mi sembra importante anche ricordare, insomma, che abbiamo invitato anche i colleghi del Presidente del Consiglio, ma anche l'assessore Lanzarin e la consigliera Brescacin, oltre al Presidente Zaia, che sono gli altri firmatari dei progetti di legge che speriamo e oggi cerchiamo di spingere verso non solo la discussione ma anche l'approvazione. Ecco, 2 minuti di introduzione perché è d'obbligo, insomma lo devo fare. Volevo e ci tenevo a raccontarvi, a dirvi perché abbiamo voluto questo momento, un momento per me importantissimo, nel senso che arriviamo dopo 2 anni di lavoro a fare una cosa che avevamo promesso tempo fa, anche quando ci eravamo viste ad un altro convegno, cioè quello di portare finalmente qui in sede di un'istituzione regionale non solo degli esperti di politiche giovanili ed esperienze di regioni che hanno già fatto dei lavori importanti su questo, in particolare la Regione Puglia, che anche per ragioni, diciamo, di lavoro e di accademia seguo da tanto tempo, ma anche ovviamente la Regione Toscana, ma in particolare chi è di fronte a me, cioè amministratori giovani che hanno la delega alle politiche giovanili dei diversi comuni del Veneto, persone che rappresentano organizzazioni giovanili a partire da quelle studentesche e non solo, che stanno facendo un lavoro sul territorio, di fatto facendo politiche giovanili, ma per quanto mi riguarda e ci riguarda sarebbe importante che ci fosse un'istituzione regionale capace di sostenere i comuni e non solo, ovviamente anche le organizzazioni giovanili che concretamente e nella pratica fanno le politiche nei comuni, ma molto spesso da soli, cioè senza un supporto economico adeguato, senza la possibilità poi anche di creare una rete regionale, quindi che sia sovracomunale proprio per permettere di fare un lavoro interessante su ambiti dove i comuni non arrivano da soli. Penso al trasporto pubblico di cui abbiamo appena parlato, ma penso anche a dei temi di diritti di base come quello, faccio l'esempio diciamo che mi sta più a cuore, delle borse di studio regionali, quindi il diritto allo studio, che proprio in questa regione che ha delle università importantissime è stato negato, in particolare nell'anno accademico precedente, dove oltre 3.000 giovani non sono riusciti a prendere la borsa di studio universitaria nonostante fossero idonei per reddito e per merito. Allora, quando ci troviamo in una condizione di questo tipo, è ovvio che noi dobbiamo chiederci, almeno io me lo voglio chiedere come consigliera regionale, qual è il ruolo potenziale che una regione può invece fare e portare. E ci tenevo perché ovviamente i convegni che organizziamo, i momenti che organizziamo d'obbligo hanno anche i dati. Ci tenevo a scorrere con voi alcuni dati che fanno vedere, se riesco a farli scorrere, ecco, di solito non ce la faccio mai, quindi sto sbagliando qualche bottone, no, in realtà no. No, credo non vada. Sì. Quindi questa volta non sono io, come di solito succede. Va bene. Comunque li ho nelle slide e quindi ve li enumero, diciamo, raccontandoveli da qui. La questione che ci tenevo appunto in introduzione a portare è il fatto che i dati parlano chiaro e noi abbiamo un problema. Allora, noi abbiamo raccolto, poi magari, eccoli qua, poi magari ve li lasciamo chi sarà interessato di voi. Abbiamo raccolto alcuni dati perché qui c'è stato e c'è un dibattito in corso da tempo. In ogni bilancio discutiamo non solo di borse di studio, ma anche ovviamente di tutto quello che sta a contorno rispetto alle politiche giovanili. E il dibattito è un dibattito, secondo me, spesso inquinato dal non avere anche una conoscenza basica dei dati allarmanti che abbiamo in questa regione, nonostante sia una regione del nord, che spesso viene raccontata come una regione che corre diversamente da quelle del sud, ma per alcune questioni non è così.
Allora noi abbiamo una popolazione in Veneto che sta nella fascia 18-34 diminuendo notevolmente, ma non solo per l'inverno demografico di cui magari poi parleremo, ma perché c'è un'emorragia rispetto all'emigrazione. Questi sono degli approfondimenti che non voglio tediarvi troppo, ma che raccontano una situazione delle regioni del nord dove abbiamo un'emorragia di emigrazione verso l'estero molto elevata. Ci si potrà dire, vabbè, ma è perché abbiamo degli atenei che formano delle eccellenze che poi vanno fuori. Questa può essere una verità in parte, la realtà è che poi chi vuole rientrare non ha degli incentivi per rientrare nel momento in cui lo volesse fare, cosa che invece altre regioni italiane, penso ad esempio alla Puglia, ha fatto storicamente e ha provato a fare, tanto che oggi noi abbiamo anche dei tassi di emigrazione giovanile che sono più bassi, molto più bassi, nelle regioni del sud, e anche guardando, diciamo, il centro-nord, la Toscana, ad esempio, ha un tasso di emigrazione molto più basso. Quindi abbiamo una questione giovanile in Veneto che è diversa da quella nazionale. Quindi non ci si può rispondere, vabbè, è una questione nazionale, come spesso viene fatto all'interno del Consiglio regionale. C'è un tema rispetto al lavoro. Abbiamo raccolto i dati dei sindacati, in particolare questo è uno studio fatto dalla CISL, che fa vedere come anche il tema dei contratti di lavoro, ma anche dei contratti di lavoro precari, e anche rispetto alla parità che non esiste, salariale, nelle classi, diciamo, giovanili, perché è molto più basso quello che i giovani prendono, e in particolare le giovani donne, ci fa vedere che abbiamo un problema anche rispetto al mercato del lavoro. Abbiamo delle retribuzioni lorde medie annue che cambiano tra regioni e regioni, e noi abbiamo spesso detto e chiesto anche all'assessore competente per quanto riguarda il tema delle politiche appunto del lavoro, e non solo, anche quelle industriali, come noi riusciamo a fare in modo che ci sia anche un comparto economico che riesce a fare quello che altre regioni stanno facendo, cioè formare ma anche attrarre nel mercato del lavoro con una dignità salariale che non fa sì che i giovani appena si laureino abbiano voglia e il pensiero di andare fuori, perché è quello che sta accadendo, e lo posso dire, diciamo, anche da docente, non solo da consigliere. Un'altra questione fondamentale è il tema della disoccupazione, che è molto elevata, in particolare all'interno delle classi giovanili 18 e 34. Quindi noi abbiamo una questione anche rispetto al fatto che sta aumentando la disoccupazione giovanile. I dati fanno emergere una questione sul tema del lavoro molto chiara. E ovviamente, perché ne parla poi anche i progetti di legge di cui parleremo, il tema dell'autonomia abitativa. Noi abbiamo un'emergenza abitativa in corso in questa regione, è difficilissimo trovare casa a prezzi accessibili per chi non ha un reddito, diciamo, stabile nelle città universitarie, ma non solo, e infatti i dati ci fanno vedere che abbiamo persone tra i 18 e i 34 anni che vivono oltre il 68% ancora con i genitori, e giovani veneti che vivono con i genitori hanno un lavoro il 46%, vuol dire che c'è una questione di autonomia abitativa anche se un giovane lavora, che ci porta a dire che abbiamo anche un problema grave rispetto a questo tema. Sul trasporto ha già parlato ovviamente la collega Baldin, ma ci sono regioni che hanno fatto politiche di incentivazione sul trasporto regionale importanti. Qui lo chiediamo da tempo in particolare, ma non sta accadendo, e ovviamente il tema del diritto allo studio di cui abbiamo prima parlato. Un altro dato, e sono gli ultimi, che credo sia importante e che risponde un po' al fatto che abbiamo un problema anche di accesso alle università, nonostante abbiamo le università più buone, diciamo, ovviamente ci riconoscono di avere delle università molto buone rispetto ad altre regioni. Noi abbiamo anche una questione rispetto al fatto che i diplomati decidono solo per metà poi di proseguire uno studio universitario, quindi c'è anche proprio una questione di accesso all'educazione universitaria che, rispetto alle borse di studio di cui prima abbiamo parlato, ci fa capire che tanti giovani magari non vanno all'università anche perché sanno che non è facilissimo qui ottenere un incentivo, una borsa per poterci andare. Questa è una situazione che i dati raccontano, e io penso che parlando, e poi gli interventi vostri credo aggiungeranno, raccontano le questioni per cui oggi è urgente intervenire.
Noi abbiamo una questione importante che oggi è un po' quello che cerchiamo anche di portare all'attenzione della politica, ovviamente anche del discorso pubblico, il fatto che abbiamo qui oggi 3 testi di legge in Regione del Veneto depositati, ma che non sono ancora né stati, diciamo, discussi, sono stati solo illustrati, né ovviamente è partito l'iter di approvazione. E quindi abbiamo uno scollamento tra la situazione che vi ho raccontato e che poi discuteremo, le politiche che vengono fatte, la risposta che spesso viene data è vabbè, ma abbiamo già degli interventi rispetto ai giovani dentro le politiche ordinarie, motivo per cui il professor Monti è qui anche per spiegarci un po' meglio cosa vuol dire e cosa si dovrebbe fare. In realtà quello che però noi rileviamo è che non è sufficiente quello che oggi abbiamo, perché tra l'altro non è vero che abbiamo un bilancio, diciamo, di giovanile, tra virgolette, lei userà le parole giuste per descriverlo, all'interno delle politiche ordinarie, altrimenti già questo sarebbe un passo avanti, e in più non abbiamo leggi dedicate. Abbiamo il primo testo, che è quello a firma del presidente Zaia, fermo dal momento dell'insediamento, dal primo giorno che si è insediata questa legislatura. Abbiamo un secondo progetto di legge a prima firma della collega Brescacin della lista Zaia, Lega Nord, che è fermo anch'esso, e successivamente, più o meno contestualmente, abbiamo depositato il mio progetto di legge a prima firma, sottoscritto anche ovviamente da altri consiglieri, che chiede di arrivare a una definizione di una legge che ha dei contenuti anche simili ai 2 testi, diciamo, citati precedentemente, ovviamente facendo delle cose anche diverse, perché se no non saremmo anche di colori politici diversi. Qual è però la domanda e la questione che ho sempre detto? A noi, a me, credo anche a voi, non interessi per forza l'approvazione della legge a firma mia o a firma di qualcuno. Il tema è che serve una legge. Serve una legge dedicata ai giovani, che venga scritta con i giovani. All'interno del testo di legge, ad esempio, che ho proposto, perché non parlerò ovviamente degli altri, non essendo presenti, ci sono alcune specifiche che io credo portino dei risultati rispetto alle questioni di cui abbiamo prima parlato. Penso ad esempio alle agevolazioni per il rientro dei giovani veneti emigrati, quando qui noi parliamo ancora di veneti nel mondo, cioè abbiamo un'impostazione politico-retorica che ci dice di sostenere i veneti che sono emigrati storicamente fuori dal Veneto, quando in realtà sappiamo che abbiamo dei giovani che emigrano oggi e di cui non ci stiamo occupando, cosa che credo sia grazie Erika, che sia assolutamente inaccettabile. Abbiamo delle politiche per la parità salariale attivate, potremmo dedicare una specifica all'interno della parità salariale per le giovani donne, perché i dati ci dimostrano che la disoccupazione giovanile e i salari bassi in particolare sono più bassi per le giovani donne. Potremmo ad esempio lavorare anche su il tema abitativo, facendo e provando a riservare una quota di alloggi per progetti innovativi di coabitazione o di incentivazione per i giovani che cercano casa. Insomma, abbiamo una legge, un testo molto corposo che ha delle proposte specifiche e che alla base ha una questione, quella della partecipazione dei giovani anche organizzati all'interno delle consulte giovanili, di cui magari poi riusciremo anche a parlare nei vostri interventi, perché credo che la cosa importante sia, e chiudo, i 2 messaggi che oggi vogliamo dare sono: arriviamo presto ad una legge dedicata ai giovani, con proposte concrete che parlino di loro a partire dai diritti di base, e 2, cerchiamo di fare in modo che questa legge sia scritta cioè che i testi siano sostanzialmente una scusa per dire che ci sono 3 testi depositati, ma che poi dovrebbero essere le organizzazioni giovanili a essere consultate all'interno di dispositivi esistenti, o che potremmo creare come quelle delle consulte giovani, che scrivano un piano di lavoro triennale su cui porre i fondi e che in qualche modo indichino la via ai decisori pubblici. Non tanto il decisore pubblico dall'alto definisca un intervento che poi magari ha tante questioni che non prende in carico. C'è anche quindi una questione di metodo, io credo importante, nel testo che abbiamo proposto, che caratterizza un po' il lavoro che vogliamo fare. Cioè, se io potessi immaginare che tipo di regione vorrei, è quella che
riesce a dare una priorità ai temi di cui stiamo parlando, che riesce a farlo cioè che porta quello che abbiamo provato a fare noi oggi in piccolo, che porta gli stakeholder giovanili a parlare e che fa un lavoro poi di reimmissione nei territori a partire dai comuni, a partire dalle consulte, a partire dai comuni, che sono quelli che poi nel concreto le cose le fanno, e l'ente regionale come facilitatore. Io chiudo qui perché questa è la questione, diciamo, regionale, ma quello che noi oggi vogliamo fare è ascoltare l'esperienza di altre regioni e prima di tutto un'esperienza invece, diciamo, di un professore universitario che ha lavorato per anni su questi temi e che ci può dare un po' uno sguardo, non dico teorico, ma in qualche modo di prospettiva, teorico-pratica, e che ci faccia capire, anche un po' rispondere alla domanda di cui prima, no? Spesso ci viene detto, beh no, ma non serve una legge per i giovani, perché noi facciamo già politiche giovanili dentro le leggi esistenti. La mia risposta, studiando e osservando da tempo, è arrivato anche Bernard Dica, che ringrazio e saluto, e poi ti introdurrò, grazie. La cosa importante è che io posso dire e raccontare che invece non ho visto questo bilancio giovanile dentro le leggi esistenti. Allora chiedo e introduco il professor Luciano Monti, docente della LUISS e coordinatore dell'Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Ries ETS, che oggi appunto ci spiegherà sicuramente più nel dettaglio di quanto ha potuto fare, quanto sia importante avere una prospettiva giovanile nelle politiche pubbliche di una regione. E ringrazio. Grazie. Intanto se mi lascia il suo testo, le proposte della legge regionale. Allora, intanto grazie per l'invito alla consigliera e a voi. La prima domanda che vi porrete è perché un professore di politica dell'Unione Europea si debba occupare di giovani. Io in realtà mi occupo di terre rare, perché in Europa le terre rare sono due. Sono voi, cioè i giovani, il capitale umano, e il capitale, il patrimonio culturale. Tant'è che io sono stato già, la seconda volta che vengo nel Consiglio regionale, la volta precedente proprio per occuparmi di un disegno di legge sul patrimonio culturale veneto. Le due cose non sono in realtà in contraddizione, ma sono in realtà la nostra vera forza, in un momento come in questi giorni in particolare, no? Nei quali stiamo mettendo un po' in dubbio, no? la capacità della nostra Europa, del nostro Paese, delle nostre regioni di fronteggiare uno scenario impensabile probabilmente qualche mese fa. Dobbiamo cercare di investire su quello che abbiamo, e sicuramente le terre rare, che siete voi, sono la priorità numero uno. Quindi giustamente ci si preoccupa del fatto che queste terre rare non scompaiano, no? Perché ahimè, mentre il patrimonio culturale, Venezia, non lo possono smontare e costruire da un'altra parte, voi invece ve ne andate, come diceva anche la consigliera. Intanto siete sempre meno, no? Quindi abbiamo un problema di invecchiamento, di inverno demografico, ma poi appunto molti di voi se ne vanno, e se ne vanno giustamente, no? Perché se non ci sono le opportunità, quei dati che abbiamo visto prima non sono incentivanti per rimanere, non dico qua, ma non rimanere neanche in una regione, un'altra regione, perché poi ovviamente il Veneto magari appunto in relazione alla Lombardia, magari, ma se lo vedo con la Calabria, qui siamo praticamente o la Puglia, siete in Svizzera praticamente. Allora, quello che volevo poi io nel mio tempo, in breve tempo, è un po' spiegarvi quello che sta succedendo, diciamo, in Europa, e poi a scendere fino al livello comunale, quindi anche per spiegarvi quanto sia importante in questo momento avere una posizione regionale, perché è proprio quella che ancora manca, no? in questa diciamo approccio di governance, di multi-governance, no? Dove è necessario che ogni amministrazione a ogni livello intervenga. Partiamo da quello europeo. Quello europeo che porta qualche anno fa appunto ad affermare quello che si chiama la Youth Perspective, cioè quello di cercare, quando si fanno delle leggi, dei provvedimenti, di guardare alla prospettiva giovanile. Perché lo si fa? Perché lo si invita? Perché essendo i giovani sempre meno, rappresenteranno anche elettoralmente un gruppo di interesse sempre più debole, e questo potrebbe essere un problema di equità intergenerazionale, cioè è evidente che la maggioranza ha altri interessi, quindi voi potreste trovarvi come terre rare in minoranza, e quindi la minoranza va tutelata, come? Con dei meccanismi automatici. Allora Bruxelles
che costruisce tutto un castello che si chiama la Better Regulation, cioè come fare bene le leggi, inserisce dentro questa Better Regulation anche lo Youth Check. Scusate i termini inglesi, ma il termine alternativo è Jugendcheck in tedesco, perché la cosa nasce in Germania e nasce in Austria. Ma sull'esperienza austriaca e tedesca del 2017, quella tedesca, e del 2013 quella austriaca, che è legge in Germania e in Austria. Cioè in Germania e in Austria il Parlamento tedesco e austriaco, prima di adottare una qualsiasi norma, devono fare una votazione di impatto generazionale, cioè domandarsi: ma questa legge qua è a favore dei giovani? È neutra o è contro? Se non che il meccanismo tedesco e austriaco non è quantitativo, cioè sono valutazioni qualitative. Invece, come anche la vostra consigliera, anche a me piacciono i dati, per cui abbiamo cominciato in Italia a ragionare invece su una misurazione di queste politiche, tant'è che infatti io poi, tra l'altro, qualcuno forse lo sa, ho partecipato anche a sostenere il gruppo interparlamentare che ha tentato di inserire il pilastro giovani in Next Generation EU, ma ahimè fallendo, no? Perché tra l'altro ricordiamoci che il pilastro giovani è stato introdotto dal Parlamento europeo, perché non c'era in commissione, su istanza della Tinagli che era della commissione economia. Cioè l'Italia a Bruxelles dice mettete il pilastro, ma poi non lo inseriamo, cioè siamo maestri in questo. Il gruppo interparlamentare non riesce a fare passare la coda, però per fortuna subito dopo il governo Draghi nomina il famoso COVIGE, il Comitato di Votazione Impatto Generazionale, che io sono chiamato a coordinare insieme a un collega che forse conoscete tutti, che è Alessandro Rosina, demografo della Cattolica di Milano, e altri due colleghi poi che però va un po' per le lunghe. Morale che prima della caduta del governo Draghi, per fortuna il governo riesce a emanare le linee guida di questa valutazione di impatto generazionale, e questo è emerso anche dall'intervento della sua collega di prima, dimostra come il problema giovanile non sia legato alle politiche giovanili, ma sia multidimensionale. Tant'è che infatti noi in quel decreto diciamo sono 4 gli ambiti in cui ci si deve occupare, che sono il lavoro, l'educazione, il benessere e l'inclusione. Quindi 4, e di ognuno di questi cominciamo a declinare degli indicatori per poter valutare prima, no, di introdurla, l'impatto di una norma. A questo punto poi cosa succede? Succede che a livello nazionale non succede più nulla, ma a livello invece c'è una sorta di rinascimento comunale. Cioè alcuni comuni, Parma in testa, decidono di dire: ma sai che si dice, il sindaco di Guerra di Parma dice: ma sai che ti dico? Io le adotto direttamente. Cioè prende quelle nazionali, che ovviamente lo aiutiamo a formalizzarle, e da un anno circa abbiamo la prima VIG, valutazione di impatto generazionale, a livello comunale. A ruota Bologna le introduce, e a questo punto arriva in gioco l'ANCI, perché l'ANCI dice: beh, visto che la cosa è interessante, testiamo la VIG in altre regioni, in altri comuni, facciamo il comune di Milano. In Veneto arriviamo a fare il comune di Vicenza, per farne uno, ecco, della vostra regione, e il comune dell'Aquila, perché anche per avere un test sul sud. Morale della favola che un paio di settimane fa, forse un mese fa, l'ANCI adotta la votazione di impatto comunale. A questo punto ci troviamo con quindi una normativa europea che indica, no, l'importanza, che mette a fuoco l'importanza di avere una votazione di impatto generazionale. Tanto in Europa nel frattempo, questo vi do anticipazione perché sono stato chiamato a fare l'advisor di un nuovo parere che verrà fatto al Consiglio europeo e al Parlamento europeo da parte del Comitato Economico Sociale, che è il CNEL, diciamo, dell'Unione Europea, ma che conta decisamente di più del nostro CNEL, no, con tutto rispetto per Brunetta, però diciamo è chiamato a fare pareri importanti, e a settembre rilasceremo il parere sul bilancio intergenerazionale, e qui veniamo quindi al ruolo delle regioni. Il bilancio intergenerazionale che cos'è? È qualcosa di più della VIG, perché la VIG sostanzialmente va a mettere la bandierina sulle misure
destinate ai giovani, ecco quelle che vedete qua, che la consigliera propone nella sua legge, una volta adottata, queste sarebbero tutte con la bandierina verde, cioè sono misure generazionali, cioè sono chiaramente destinate a un target che va under 35, no? Poi dopo all'interno poi. Ma la VIG non mette solo la bandierina verde, mette quella arancione, e cioè alle misure potenzialmente generazionali. Che cosa sono? Sono misure generiche, una misura sui trasporti per esempio, o per esempio nel caso di Milano abbiamo visto molti provvedimenti di aggiudicazione delle case popolari. Allora uno dice: io ho 100 case popolari, se metto la bandierina arancione mi impegno ad assicurare almeno il 30% di case popolari a giovani coppie. Cioè l'approccio quindi è una questione di metodo, cioè non sono solo le politiche per i giovani, ma tutte le politiche, anche quelle per i trasporti, la mobilità, prima appunto si parlava, no, dei mezzi pubblici gratuiti, l'assegnazione delle case, gli spazi pubblici, l'accesso alla biblioteca. A Milano abbiamo visto un provvedimento, per esempio, no, dove abbiamo detto: ma scusate, fate entrare i giovani senza pagare, cioè c'erano degli eventi, no? O la convegnistica, il teatro, cioè provare a fare. Sono quindi misure generali, ma che potrebbero avere un impatto maggiore. Il caso forse più noto di tutti è quello delle start-up, no? Le start-up si vendono come provvedimenti per i giovani, quando in realtà il 18% delle start-up sono giovanili, le altre sono manager che escono dalle imprese e si fanno la loro start-up, no? Quindi invece dovremmo fare in modo che anche le regioni. Allora il tema quindi è quello di provare e quindi è quello il motivo anche per il quale sono qua, no? Cioè nel senso provare come dire, a convincere. Sarebbe bello che il Veneto possa essere la prima regione, no, ad affrontare questo tema, che non necessariamente va affrontato all'interno di una legge, no, ma può essere adottato dalla Giunta, no, o dal Consiglio. Non serve necessariamente una norma, ma una decisione, un impegno politico sostanzialmente, no, a fare una certa cosa. Ecco, nel caso delle regioni l'unica esperienza che abbiamo è quella della regione Emilia-Romagna, che ha testato la VIG sui programmi regionali FESR ed FSE. Quindi, per darvi un'idea, quindi nel FESR e FSE della regione Emilia-Romagna, che credo abbia la dimensione più o meno del vostro, come importi, credo come dimensione. Comunque abbiamo 472 milioni di euro per politiche generazionali e 498 potenzialmente tali. Allora la partita sulle potenziali quindi è notevole, no? Perché vuol dire riuscire a orientare delle politiche che sono già a bilancio, cioè quindi qui il problema non è aggiungere soldi ai giovani, no? Cioè, ce ne sono pochi ed è difficile metterne degli altri, no? Ed è invece quello che faremo con il parere a Bruxelles, cioè il parere a Bruxelles è quello di dire: fissiamo una soglia minima per l'Europa, così come è stata fissata per la digitalizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, 20%, si dice non meno del 20%. Noi vorremmo arrivare a dire non meno del 5%, quello che la media europea è il 4%. Uno studio europeo ci dice che al momento le politiche giovanili, cioè come queste, messe tutte insieme, fanno il 4% degli investimenti pubblici, cioè dei bilanci dei 27 Paesi membri, che è poco 4%, però ho l'impressione, no, non la certezza, perché io faccio l'analisi della legge di bilancio dello Stato italiano, l'Italia è meno del 2%. Ed è così da diversi governi, non è un problema, è un problema bipartito. Sì, è sceso ancora. Diciamo che noi lo stiamo monitorando dal governo Gentiloni, quindi da lì è sceso sempre, piano piano, ma è sempre sceso. Adesso è salito ovviamente, ma se sommo il PNRR, ma io il PNRR lo tengo separato, dopodiché è chiaro che faccio la somma, però nel nostro rapporto annuale, tanto è un'analisi che facciamo anche col Consiglio Nazionale Giovani, quindi monitoriamo la legge di bilancio, siamo sotto il 2%. Quindi alla fine, poi mi avvio alla conclusione, quindi il contesto in questo momento è molto favorevole, cioè nel senso c'è la necessità di intervenire sia con delle norme, con delle leggi regionali come quelle 3 che state discutendo adesso, io ripeto, che portano a mettere in un unico pacchetto. Quello che questa proposta della consigliera in realtà è una specie di legge quadro, no, dei giovani, che io ho chiesto anche a livello nazionale, ma anche lì ai tempi di Gentiloni
non c'è modo, quasi un testo unico, no? Per i giovani, non c'è, non si riesce ad averlo. Però ecco, diciamo, questo è un primo passo. Un passo parallelo a questo è dire, va bene, al di fuori delle politiche come queste, proviamo a orientare anche le altre. E orientarle non vuol dire solo mettere la bandiera arancione, ma fare in modo che le associazioni giovanili possano interloquire, quindi non solo sulle misure specifiche, ma anche sulle altre misure che sono generiche, ma che vengono fleggate come bandiere arancioni, cioè dove appunto la mobilità, l'assegnazione delle case popolari, piuttosto che, questo ovviamente attiene a provvedimenti comunali a livello regionale, e poi ovviamente anche i fondi europei di coesione, che appunto sul quale sull'Emilia Romagna abbiamo appunto evidenziato quasi 1 miliardo di euro potenziale, cioè 472 sicuri, ma la partita è su quelli potenziali. No? Quindi anche la Regione Veneto, che ha il programma FESR e l'FSE, quindi qui il problema non è solo di difendere la politica di coesione, voi sapete tutti, no? E poi qua concludo, che è messa in discussione adesso, no? La politica di coesione, cioè si dice la riduciamo perché bisogna fare altre politiche a livello europeo. La politica di coesione va ovviamente difesa, anche io la insegno, non potrei dire di me, devo dire che va difesa, ma va difesa in chiave anche di impatto sui giovani, perché quelli sono fondi strutturali di 7 anni, pianificazione certa. Le regioni, certamente la vostra regione ha anche altre risorse, ma la regione come la Puglia vive solo di quello. Quindi se pensiamo ai vostri colleghi pugliesi o siciliani o calabresi, quelli hanno, no? Quindi non ne hanno degli altri. Quindi secondo me il bilancio intergenerazionale deve tenere conto anche di queste risorse. Però ecco, diciamo, qua mi taccio perché credo di aver preso il mio tempo, ma volevo appunto darvi un po' il quadro di quello che si sta muovendo adesso, insomma. Grazie. Grazie mille, professor Monti. Ringrazio anche il collega Zanoni di Europa Verde che è presente, poi se vorrà intervenire ovviamente benvenuto. E lascio la parola ad Antonella Bisceglie, dirigente della Regione Puglia e referente per le strutture politiche giovanili. Sì, io prima di passarti la parola volevo appunto lanciarti la palla dicendo 2 cose. Allora, una, il fatto che la Regione Puglia per me è stata sempre un faro rispetto alla programmazione per le politiche giovanili. Ricordo, magari ne discuteremo anche dopo il tuo intervento, un libro di Guglielmo Minervini di un po' di anni fa, che per me era stato, all'epoca stavo studiando, un faro. Cioè, avevo letto l'esperienza pugliese come una delle esperienze più interessanti, proprio perché in una regione che aveva e ha delle difficoltà di bilancio, non che qui non ce ne siano, perché ricordiamoci sempre, poi magari guarderemo i dati, che anche qui viviamo di tanti fondi strutturali e il bilancio del Consiglio regionale puro è bassissimo, però parentesi. Però mi aveva fatto notare come una regione in particolare che all'epoca aveva delle questioni giovanili importanti era riuscita a fare un passo anche di innovazione proprio degli strumenti regionali e del ruolo della regione, che oggi poi continua a essere un ruolo di attivatore ma anche di facilitatore del lavoro dei comuni. Allora, sono molto contenta che tu sia qui perché mi piaceva portare l'esperienza di una regione come la vostra anche a chi ci sta ascoltando qui, proprio per magari fare un momento davvero formativo anche per chi ha la delega alle politiche giovanili nei comuni, a partire da una regione che ha guardato gli amministratori magari in una maniera diversa. Grazie. Grazie, ti ringrazio per questa introduzione, per questa presentazione. Io ho avuto l'incredibile privilegio di assistere alla nascita di una politica pubblica con Guglielmo Minervini, che nel 2005 decise che i giovani non erano quelli, diciamo, della letteratura delle politiche pubbliche tradizionali. Quando io sono arrivata in regione, la parola giovani compariva in relazione a devianza, tossicodipendenze, abuso di alcol. C'era, diciamo, questa lettura per cui i giovani fossero dei soggetti, nella migliore delle ipotesi, fragili, da proteggere un po' da se stessi, perché un po' immaturi, un po' incostanti, e quindi che ci fosse la necessità di mettere in campo sostanzialmente delle misure di tipo assistenziale che fossero nelle condizioni, diciamo, di proteggerli da se stessi.
L'intuizione di Guglielmo Minervini e di quella giunta del 2005 fu di cambiare completamente la prospettiva e di stabilire con il programma Bollenti Spiriti, un programma pubblico che si chiama Bollenti Spiriti. Noi all'inizio diciamo, ma veramente ci dobbiamo chiamare Bollenti Spiriti? Bollenti Spiriti. È un programma pubblico che partiva da un presupposto, cioè che i giovani sono la principale risorsa di un territorio e che per consentire ai giovani di esprimere le proprie potenzialità fosse indispensabile lasciare loro spazio e costruire delle relazioni di fiducia che fossero in grado di agire la loro capacità di cambiamento mentre apprendono, mentre innovano. La parola politiche giovanili, diciamo, compare come atto amministrativo in Puglia. Io poi su questo, diciamo, ho una mia lettura di che cosa sono una nostra lettura, per la verità, di che cosa sono le politiche giovanili, che non sono dal nostro punto di vista le politiche per i giovani, sono politiche giovanili, che significa che sono politiche di attivazione giovanile. Le politiche giovanili in Puglia sono quelle politiche che puntano a favorire il protagonismo giovanile e che si differenziano dalle politiche per i giovani, che in genere sono quelle che vedono i giovani come destinatari, beneficiari passivi. Le politiche di inserimento lavorativo sono politiche per i giovani, ma non sono politiche giovanili, per quello che ci riguarda, perché i giovani sono destinatari, diciamo, sono beneficiari passivi di interventi senz'altro in loro favore, lì dove le politiche giovanili, diciamo, questo è un tema per noi molto importante, sono le politiche in cui i giovani sono protagonisti, sono destinatari diretti di risorse e hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee, i propri talenti, le proprie vocazioni senza intermediazione. Questo per noi è un principio fondamentale, non perché vogliamo, diciamo, rimanere in una riserva indiana, ma perché riteniamo che difendere questo approccio possa portare progressivamente ad una contaminazione di letture che secondo me è il sistema più efficace per introdurre quella youth perspective, perché se non si lavora sull'attivazione giovanile, se non sono i ragazzi e le ragazze stesse a decidere del proprio destino, noi non è che li possiamo studiare al microscopio e dire vediamo qual è la prospettiva giovanile. Emerge. Diverso è se si favorisce quel processo di cambiamento in cui non dobbiamo andare a cercare i giovani e chiedere loro cosa ne pensano, ma sono loro direttamente protagonisti del loro destino. Questa è la ragione per la quale le politiche giovanili non sono settoriali, sono delle politiche trasversali, sono politiche di attivazione e si pongono in maniera trasversale a tutte le altre politiche verticali, con le quali noi costruiamo relazioni, ma diciamo ciascuno nel proprio ambito, perché appunto noi lavoriamo sull'attivazione. Io farò brevissimamente un passaggio di analisi di quello che è successo in questi 20 anni in Puglia, perché a differenza di quello che sta succedendo in Veneto, noi abbiamo deciso di andare verso una legge regionale per le politiche giovanili dopo 20 anni. Non ne avevamo mai sentita l'esigenza fino a questo momento, nel senso che abbiamo lavorato attraverso programmazioni amministrative nel corso di 20 anni, triennali, quinquennali, a seconda dell'andamento, e con quelle abbiamo sempre, siamo sempre riusciti ad esprimere il potenziale di cambiamento, perché poi le politiche giovanili sono magmatiche, no? Seguono il passaggio delle generazioni. Però quest'anno abbiamo deciso che invece era necessario, proprio perché questa enorme confusione che c'è tra politiche giovanili e politiche per i giovani innesca delle prospettive per le quali solo oggi, professor Monti, siamo riusciti ad avere nella programmazione 21-27 un obiettivo strategico sui giovani che finalmente contiene la parola attivazione e che non ci costringe ad utilizzare i fondi strutturali solamente per l'occupazione, perché le politiche giovanili favoriscono percorsi di crescita anche personale, non solo professionale. Non tutto si esaurisce nel destino del proprio lavoro. La dimensione di crescita delle persone riguarda il loro benessere, la loro capacità di esprimere i propri talenti, non solo il posto di lavoro, che naturalmente è fondamentale, non lo nega nessuno. Su questi principi nasce Bollenti Spiriti. Bollenti Spiriti innesca, una rivoluzione,
in Puglia, si determina un fenomeno per il quale tantissimi pugliesi che erano emigrati, ragazzi naturalmente sto parlando, tornano in Puglia, perché avvertono, diciamo, la presenza di questo enorme fermento con cui nascono 140 laboratori urbani. Significa che Guglielmo ebbe questa intuizione, ci disse: va bene, finanziamo le idee, principi attivi. Molti di voi forse l'avranno sentito. Principi attivi è stata la prima misura con la quale noi abbiamo finanziato gruppi informali di giovani per sviluppare le proprie idee a fondo perduto, senza garanzie, senza fideiussione, senza nulla. Presentavi una buona idea, noi la finanziavamo. Questa cosa ha fatto nascere alcune delle esperienze di start-up innovative ancora adesso presenti in Europa, sono diventati leader mondiali alcune di queste. La più famosa è Black Shape, che produce aerei in fibra di carbonio e che presentò come il primo progetto che ci presentarono fu un progetto per la realizzazione di arredamento. Ci presentarono un progetto per la realizzazione di mobili e noi lo finanziamo. A un certo punto vennero da noi e disse: no, questo materiale abbiamo deciso di usarlo per gli aerei. E diciamo in questa dinamica in cui la parola fondamentale era fiducia, abbiamo deciso di dire: va bene, andate avanti, vediamo che cosa succede. E adesso sono diventati leader mondiali. Principi attivi, diciamo, sostenne un enorme numero di idee. Arrivarono ragazzi da tutta Italia, ma Guglielmo giustamente ebbe un'altra intuizione, ci disse: va bene le idee, ma dove si incontrano i ragazzi? Dove possono realizzare, diciamo, elementi di scambio? E nacque Laboratori Urbani, che è stata la più grande infrastrutturazione giovanile d'Europa. Abbiamo finanziato con 40 milioni di euro 140 spazi e il nostro orgoglio è che a distanza di 20 anni molti di questi sono ancora aperti, esistono. E in quegli spazi si sono, diciamo, sviluppate le prime esperienze, no, di gestione di uno spazio pubblico. Le altre non ve le elenco perché sennò perdiamo troppo tempo, ma poi naturalmente se ci sono domande andiamo avanti. Dopo 10 anni cominciamo a farci le prime domande: vanno ancora bene quelle politiche che abbiamo sperimentato nel primo decennio? La modificazione più profonda è stata proprio sulla politica degli spazi, perché Laboratori Urbani prevedeva un finanziamento ai comuni che ristrutturavano i propri spazi e poi li affidavano in gestione a soggetti che dovevano sviluppare servizi in favore dei giovani. Dopo 10 anni abbiamo deciso che il tema non era lo spazio, il tema era il progetto e soprattutto che i giovani dovessero diventare protagonisti della gestione di quello spazio. E quindi nasce Luoghi Comuni, che è l'evoluzione di Laboratori Urbani, che ha 3 caratteristiche fondamentali. La prima è che riutilizza spazi sottoutilizzati, quindi no investimento in infrastrutture, ma rivitalizzazione di patrimonio pubblico sottoutilizzato. E abbiamo fatto la più grande mappatura di spazi pubblici sottoutilizzati, perché i comuni che volevano candidare i propri spazi li sottoponevano a questa piattaforma e noi, invece di finanziare soggetti gestori che sviluppavano progetti in favore dei giovani, abbiamo deciso di finanziare direttamente organizzazioni giovanili, i progetti quindi abbiamo, diciamo, trasferito le risorse dai comuni alle organizzazioni giovanili del terzo settore. E per la prima volta in Italia abbiamo applicato la legge, il codice del terzo settore, quella sulla coprogettazione. Questo significa che non c'era un rapporto tra proprietario, concedente, concessionario, ma c'era un rapporto di alleanza, di partenariato pubblico-privato tra l'amministrazione comunale e l'organizzazione giovanile, mediato da noi e dalla nostra agenzia regionale, che in un tavolo congiunto definiva quale fosse il progetto, definisce, perché è ancora attivo Luoghi Comuni, definisce il progetto che deve essere attivato. Adesso ci sono 110 luoghi comuni presenti in Puglia e abbiamo anche attivato un principio di valutazione di impatto sociale di questi spazi, per cui stiamo studiando il loro valore di bene pubblico, non dello spazio in sé, ma del progetto che si realizza, perché il nostro interesse è quello di, come posso dire, quantificare il beneficio che questi progetti producono sul territorio
come elemento integrativo della sostenibilità economica. E questo è un elemento, diciamo, particolarmente importante. Questa la salto, che è troppo complicata. Nel 2021, per la verità, dopo la pandemia, ci siamo accorti che la pandemia ha determinato una vera e propria cesura, diciamo, nel percorso delle nostre politiche giovanili, è una cesura per la quale sostanzialmente abbiamo scoperto che in quei 2 anni di vuoto abbiamo perso una generazione. E i più giovani non avevano mai sentito parlare dei bollenti spiriti, ad esempio. No? Non c'era più una connessione tra la politica pubblica e le generazioni che avrebbero dovuto in qualche maniera esserne nuovamente protagoniste. E quindi abbiamo deciso di attivare questo nuovo processo partecipativo a cui hanno risposto un numero incredibile di ragazzi, oltre 4.000. Abbiamo realizzato 55 incontri territoriali, 1.255 li abbiamo incontrati in presenza, gli altri hanno risposto a video call o questionari, per comprendere noi per primi se il tema, diciamo, del supporto alle idee, quello degli spazi e quello dell'impegno civile, diciamo, i capisaldi della nascita delle politiche giovanili dovessero essere confermati. E quello che appare, diciamo, sono nuove indicazioni, ma soprattutto c'è una domanda, è successa una cosa incredibile. Abbiamo sentito oltre 4.000 ragazzi e, credetemi, non è retorica, ciascuno di questi 4.000 ragazzi ha detto: abbiamo bisogno di avere accesso alle informazioni e alle opportunità in maniera diretta. Non vogliamo più visitare i più favolosi portali internet integratori di informazioni, di opportunità. Noi vogliamo un presidio territoriale gestito da nostri coetanei insieme a noi, perché per noi l'accesso alle opportunità non è trovare un'informazione su un sito, ma è frutto di una condivisione di scelte in uno spazio che ti offre l'opportunità di acquisire queste informazioni. E nasce così Galattica, che è, diciamo, un po' il punto di svolta delle nostre politiche giovanili. Galattica è una rete, ed è una rete di presidi pubblici, sempre pubblici, perché noi su questo siamo inflessibili, ma caratterizzati, diciamo, da fortissimi partenariati pubblico-privati, in cui i comuni mettono a disposizione uno spazio gestito anche da organizzazioni giovanili, proprio con l'obiettivo di fornire, diciamo, servizi di informazione, di accompagnamento, di assistenza e con 3 livelli di intervento. Innanzitutto un'attività di front office, questo ricorda un po' i vecchi Informa Giovani, li abbiamo un po' recuperati da questo punto di vista. C'è anche una rete europea molto interessante su questo, professore, no? degli sportelli per i giovani. Un piano locale di intervento, cioè i comuni, ognuno di questi nodi può progettare un piano di interventi, lo deve fare con la propria rete territoriale, quindi di associazioni, movimenti giovanili, ma anche sindacati, associazioni di categoria, cioè scuole, ogni partner che decide, diciamo, possa essere utile, perché il primo nome di questo progetto era Centro Risorse, perché, diciamo, l'idea è quella che questo presidio territoriale è un aggregatore di risorse per il territorio. Cioè è quel punto in cui tutte le risorse territoriali si esprimono per offrire opportunità alle giovani generazioni. E poi c'è un programma regionale di interventi che viene gestito direttamente da noi, che serve, diciamo, per promuovere le opportunità regionali in tutto il territorio regionale. Qui nasce per la prima volta l'esperienza degli youth worker in Puglia. Abbiamo cioè deciso di farci aiutare nel coordinamento di questa rete, a parte il fatto che noi siamo, diciamo, in 20 anni, anche la nostra età, diciamo, un po' evoluta, e quindi, diciamo, per noi il punto di vista giovanile non è estetico, è indispensabile, e quindi abbiamo deciso di farci assistere da un gruppo di 12 youth worker che abbiamo selezionato sul territorio. Qualcuno di voi ne conosce alcuni, che ci hanno aiutato a coordinare ci aiutano a coordinare questa rete. È un portale, lo abbiamo comunque, un portale con intelligenza artificiale, perché è un portale
che ha un po' la funzione di, se volete, Netflix, nel senso che segue, diciamo, le tue propensioni di scelta e ti accompagna nella selezione delle opportunità e delle informazioni che più assecondano il profilo che tu, diciamo, navigando contribuisci a costruire nel tempo. Di Galattica noi abbiamo 96 sportelli territoriali, significa che 96 comuni in Puglia hanno aderito a questa esperienza. È bellissimo che ci siano i comuni delle aree interne, il subappennino Dauno, particolarmente impervi. Là c'è stato un comune che ha sviluppato un programma in favore dei bambini più piccoli. E abbiamo chiamato il sindaco e abbiamo detto: sindaco, ma questa è una cosa per i giovani, non è una cosa per i minori. Ha detto: dottore, ma qua i giovani non ci stanno, mi ha detto. E però è vero, c'era un comune in cui il numero dei ragazzi è talmente esiguo. Sì, e questo sindaco però è stato lo stesso che è venuto a dirmi: mi deve aiutare perché io non ce la faccio più a cancellare nomi dal registro elettorale. E quindi lui ha intercettato questa possibilità e adesso lì hanno generato una comunità che ruota intorno a questo nodo di Galattica e che sviluppa attività bellissime. I numeri sono piuttosto stravolgenti, nel senso che in un anno abbiamo avuto oltre 22.000 partecipanti. Insomma, sono successe cose che fino a un anno fa non c'erano e ci hanno dato grande speranza, ma soprattutto abbiamo introdotto quello che forse più di tutti è stata la leva che ci ha portato verso la nostra legge regionale, e cioè la costruzione di questa collaborazione istituzionale con i comuni, che per la prima volta hanno ricevuto risorse da destinare a politiche giovanili che non fossero quelle dei piani di zona, cioè risorse destinate esclusivamente alla realizzazione, alla progettazione e realizzazione di iniziative di politiche giovanili, non in favore di giovani, di politiche giovanili. E questa rete, diciamo, con la necessità che lo sviluppassero in collaborazione con le associazioni e i movimenti giovanili. Per, diciamo, integrare questa rete, per promuovere, diciamo, la massima adesione, abbiamo anche deciso di attivare il servizio civile regionale. Questa è una prima sperimentazione. Volontari di servizio civile regionale ci aiuteranno, il bando uscirà tra 2 settimane, diciamo, ad ulteriormente animare l'attività dei nodi di Galattica, perché voi lo sapete bene che ci sono alcuni che si avvicinano spontaneamente ed altri che no. Ed altri che no, e non stanno a scuola, e non stanno all'università, e non li puoi andare a trovare là, li devi trovare diversamente, e lì ci aiuteranno i volontari di servizio civile. Io qui ho una carrellata di iniziative, credo anche di essere andata un po' fuori tempo, ve le racconto per titoli, poi se c'è qualche interesse li approfondiamo. Da principi attivi noi siamo passati a PIN, che è un'iniziativa che invece ha puntato più direttamente sulla imprenditoria giovanile. Un'iniziativa che, diciamo, è stata molto richiesta a quell'epoca, diciamo, dalla Giunta, ma rispetto alla quale noi abbiamo voluto conservare il carattere di politiche giovanili, ed è PIN è la prima misura in Italia che contempera contributo finanziario e servizi di accompagnamento. Perché, diciamo, ci siamo accorti già allora che in realtà i soldi per la creazione di impresa li danno un po' tutti, le banche, le fondazioni. Quindi ci siamo interrogati su quale potesse essere la nostra funzione, ed era quella di accompagnare i ragazzi. E questo, diciamo, pezzettino ce lo siamo portati dentro Percorsi di Impresa, che è un percorso completamente destrutturato. Chiunque può accedere, non c'è nessun criterio di selezione. E hai un'idea e compili questo. Questo form significa che prendi un appuntamento con il nostro staff e discuti la tua idea di impresa, a qualsiasi stadio essa sia, anche solo un pensiero del tutto preliminare, e attraverso una serie di metodologie che abbiamo sviluppato, alcune delle quali anche ereditate da progetti europei, noi sviluppiamo dei servizi di accompagnamento che sono, diciamo, in alcuni casi molto destrutturati, altri un po' più, la scrittura del canvas, la visita a fiere ad esempio. Noi portiamo gruppi di persone accumulate dallo stesso interesse a partecipare a delle fiere e vedere qual è il contesto, se effettivamente gli interessa, cioè è proprio un tema, ti vuoi proprio occupare di questo? Hai proprio interesse a farlo? Le esperienze europee, e questa è la cosa più recente, è partita questa settimana,
ed è una scuola di formazione sulle politiche giovanili destinata ad amministratori locali con delega alle politiche giovanili. Non è la scuola per i giovani amministratori. Nel senso che qui non è il fattore anagrafico quello che ci interessa, è un fattore, diciamo, di delega di politiche giovanili. Se ti occupi di politiche giovanili puoi partecipare a questo percorso formativo, proprio perché con Galattica noi ci siamo accorti che non parlavamo la stessa lingua con gli assessori alle politiche giovanili dei comuni, che tra l'altro era la prima volta nella loro vita che si trovavano a dover progettare. E quindi abbiamo detto probabilmente ci serve parlare tutti la stessa lingua e abbiamo attivato questo percorso che ha avuto un successo straordinario. Abbiamo fatto l'altro ieri il kick-off di questa iniziativa. Tra 2 settimane andiamo a Bruxelles, li portiamo, diciamo, in una dimensione europea e faremo incontri in Commissione europea, al Parlamento europeo, alla Conferenza delle Regioni, diciamo, incontreremo il gruppo del Youth Check, cioè cerchiamo sostanzialmente di creare delle connessioni tra il nostro territorio e la dimensione europea, anche perché i comuni pugliesi hanno una bassissima propensione a partecipare ai programmi diretti e con questa iniziativa invece sosteniamo questo percorso. Sempre dentro Galattica invece adesso lanciamo questa nuova iniziativa che è destinata a favorire occasioni, opportunità di crescita nei settori culturali. Lo facciamo con la nostra Puglia Culture e punta sostanzialmente a realizzare... Ops, non è venuta molto bene questa slide. Scusate, punta a creare sempre attraverso i nodi di Galattica, che come avete capito sono diventati sostanzialmente un po' il nostro perno, cioè noi lì in questi 96 spazi, che tra l'altro a breve amplieremo, cerchiamo di far nascere, diciamo, quel movimento dal basso, questa sorta di osmosi tra il livello territoriale e quello regionale che promuove la nascita di nuove iniziative, diciamo, fa pervenire fabbisogni rispetto alla quale noi cerchiamo di assecondare tutte le propensioni della creatività. Ad esempio facciamo laboratori di ispirazione per la creatività giovanile, che sono degli incontri formativi su temi tipo il branding, la comunicazione, la progettazione europea. Gli Open Talent, che sono dei servizi di matching tra aziende e giovani talenti, visite in azienda, insomma iniziative che cercano di far comprendere quali sono tutte le opportunità di crescita nel settore culturale, sia quelli professionali che quelli artistici. Tutto questo, rapidissimamente, sono molto fuori tempo? Tutto questo molto, molto rapidamente abbiamo deciso che serviva salvaguardarlo. Perché abbiamo introdotto, diciamo, dei principi, abbiamo consolidato delle relazioni, delle pratiche, che forse non è più il caso, diciamo, di lasciare solo ad una programmazione di tipo, diciamo, tecnico-amministrativa, ma che fosse invece necessario sedimentare in una legge. E questo speriamo anche come nostro piccolo contributo a questo disegno di legge nazionale sempre annunciato e che poi mai si riesce a realizzare. Cioè ci proviamo, piccolo contributo, ci proviamo. Anche nella valutazione di impatto generazionale, voglio parlare in separata sede. Perché è venuto il comune di Parma da noi, alla scuola, sono venuti da noi. Gli obiettivi della legge ve li ho un po' raccontati, in realtà ci sono certi aspetti, diciamo, sui quali noi ci siamo dedicati un po' meno e che magari poteva essere il momento invece di affrontare, tipo il tema della rappresentanza giovanile, che è un tema che noi non abbiamo mai avvertito, perché siccome abbiamo, diciamo, sostanzialmente percorsi di ascolto sempre attivi, non abbiamo mai avvertito l'esigenza della consulta, del forum, questi organismi qui, non ne abbiamo mai sentito l'esigenza, però abbiamo deciso, magari era un problema che nostro, magari poteva avere una lettura diversa dal punto di vista territoriale. E poi c'è il tema di meglio codificare i meccanismi di raccordo tra le politiche giovanili e le politiche verticali, perché è vero che noi ci occupiamo di politiche giovanili, però è bene che le politiche del lavoro, le politiche della casa, le politiche, diciamo, per la mobilità urbana in qualche maniera si connettano in termini appropriati.
E quindi siamo andati a studiare tante leggi, anche la regione Toscana, la Lombardia, l'Emilia Romagna, devo dire, il Piemonte, la Campania, le abbiamo studiate tutte. Abbiamo attivato, diciamo, una fase profonda di studio, non bella come questa, perché io voglio farvi i complimenti, perché invitare, diciamo, ad un confronto direttamente le regioni è una cosa veramente, consigliera, veramente molto bella. E abbiamo fatto il nostro solito percorso di partecipazione e abbiamo consultato tanti ragazzi, al termine dei quali abbiamo sostanzialmente disegnato la nostra legge, che è stata approvata anche in commissione consigliare all'unanimità e dovrebbe andare in consiglio regionale nel mese di aprile. Questi sono alcuni degli elementi, diciamo, di innovazione rispetto ai percorsi che vi ho raccontato. Noi qui l'abbiamo messo la valutazione di impatto generazionale, abbiamo fatto anche una sperimentazione con il professor Rosina, ma io non sono convinta. Non sono convinta perché noi abbiamo la valutazione di impatto di genere ed è una... No, non sono convinta e devo dire che aver sentito il comune di Parma ha accentuato le mie preoccupazioni, perché quando questo tipo di attività diventano degli adempimenti amministrativi che vengono percepiti come un onere, come un fardello, perdono completamente di significato e ancora non ho capito come si possa realizzare senza farli diventare un onere o un fardello. Cioè, se ogni funzionario deve scrivere in una delibera impatto positivo, impatto neutro e diciamo che questa cosa qui è un altro onere, questa cosa qui secondo me poi alla fine non produce il risultato atteso, e quindi io su questo tema io sono più che ansiosa, ci credo, ma non ho ancora trovato un modello che, diciamo, ci convinca. E quindi abbiamo introdotto, diciamo, l'agenda Giovani Puglia come strumento di programmazione complessivo e un articolo sulla mobilità internazionale, non perché serva, perché ci sono già i programmi europei sulla mobilità, però quello che abbiamo capito è che è un lusso. La mobilità internazionale non tutti se la possono permettere. Perché voi siete qui a Venezia, ma da Bari raggiungere i punti in cui già quello, diciamo, è un costo per partire. Già muoversi da Ruvo di Puglia o da Canosa per cercare di raggiungere i programmi è un costo e diventa un lusso, e tutta questa legge è volta a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono tra i percorsi di crescita personale e professionale dei ragazzi, e questa è l'impostazione della filosofia di fondo e speriamo davvero di farcela. Grazie, scusate se sono stata un po' lunga, ma la passione mi prende. Grazie mille Antonella. Un piccolo punto per poi lasciare la parola a Bernard. Voi capite bene perché dovremmo avere una regione che spinge dal lato regionale sulle politiche giovanili e a supporto del lavoro che voi fate. Per me la regione Puglia, davvero lo dico perché la studio da 10 anni, il caso Puglia, quindi tutte le cose che oggi Antonella ha raccontato mi piacerebbe davvero potervele far approfondire ancora di più assieme a noi magari in futuro, perché avete sentito due cose fondamentali, io credo, del lavoro che proviamo a fare insieme. Uno è il fatto che la regione esca fuori dall'ente regionale e sia capace di abilitare una relazione anche diretta con i giovani e non una funzione solo burocratica, no? Che spesso invece le regioni, io credo anche nel testo di legge che abbiamo depositato noi c'è questo rischio, no? E lo dico anche perché le leggi sono fatte per poi, no, essere anche lavorate. L'esperienza pugliese fa vedere quanto in realtà l'attivazione dei comuni, l'attivazione dei territori, delle consulte, delle organizzazioni informali dei giovani sia importante, motivo per cui l'ho lasciato un po' a margine, ma la proposta dove parla di spazi da rigenerare, dove invece io forse credo abbiamo l'opportunità di fare un lavoro indipendente anche dalla legge che stiamo discutendo oggi, ci permetterebbe anche in questa regione di fare un passettino, vediamola come fosse lo start-up di una politica pubblica, no? Noi avremmo comunque l'opportunità di fare un lavoro come Bollenti Spiriti aveva immaginato, anche se non vogliamo approvare questa legge, anche se la volontà politica della maggioranza fosse di non approvarla, noi potremmo farlo comunque. Questo è un primo insegnamento, no, che sappiamo e che possiamo portare a casa dall'esperienza pugliese. L'altra, credo importantissima, è saper davvero lavorare con l'amministrazione locale in una maniera diversa.
cosa che io vedo e ho visto nell'esperienza pugliese molte volte e che invece, ahimè, in questa regione, in questa gestione che sto vedendo da 5 anni, questo lavoro non è presente, non c'è un lavoro di disintermediazione se non con gli organi di rappresentanza dei comuni, ed è molto difficile per chi amministra avere le risorse, le gambe, ma anche, come dire, l'aiuto anche solo in termini di capacità istituzionale per fare le cose. È una grande solitudine che stiamo un po' raccontando e raccogliendo dai comuni del Veneto, e quindi grazie davvero, perché penso sia un'esperienza molto importante. Lascio la parola per chiudere a Bernard Dica, portavoce del Presidente della Giunta Regione Toscana e responsabile di Giovani Sì, che ringrazio per essere qui. Ti lascio subito la parola e quindi non dirò altro. La cosa importante credo sia vedere un'esperienza di un'altra regione che magari in maniera diversa, anche con tempi differenti, con una continuità diversa, ha lavorato sulle politiche giovanili, e quindi è importante anche qui raccontare un'esperienza per fare in modo che chi ci sta ascoltando riesca davvero a portare a casa qualcosa anche in termini di insegnamento quando magari lavora nei comuni o nelle organizzazioni. Grazie Bernard. Grazie a te Elena, chiedo alla regia, tra poco faccio vedere i video che abbiamo preparato. Grazie per la tua ospitalità, grazie per il tuo esempio, spero che tanti tuoi colleghi in Italia possano imitarti, perché il massimo che un consigliere regionale possa fare per i giovani è fare una legge. Quindi vedere una consigliera regionale impegnata per portare a casa una legge che vede protagonista la nostra generazione è qualcosa che merita davvero il plauso di tutti noi. In particolare a te, perché non lo hai fatto ascoltando i giovani, ma decidendo con i giovani, quindi aprendo le porte di questo palazzo, di questa istituzione alle nuove generazioni. Quindi davvero complimenti per il tuo lavoro e grazie per avermi invitato. Grazie agli amici, al professore, all'amica Antonella per l'impegno quotidiano che viene da lontano per la nostra generazione. Io, con quanti di voi ci siamo già visti? Ok, allora ha senso dire, non volevo essere ripetitivo, ma insomma, scusate, chiedo scusa ai 3. Partirei dal primo video, quello più breve, che racconta cos'è il progetto Giovani Sì in poche parole. Non è questo, è quell'altro? Dopo le superiori che è un progetto che nasce nel 2010. Sia cambiare, adattarsi e non aspettare mai nello stesso luogo. Che non serve fare rumore e più che la dedizione o il talento importa la pazienza. Ma chi lo dice forse non sa quello che siamo stati in grado di fare in questi anni. Di strade ne abbiamo create tante, dalle opportunità di servizio civile, dal diritto allo studio fino ai tirocini e ai contributi per le nuove imprese. E il bello delle strade è che sono possibilità. Camminare in avanti, evolvere, impegnarsi, sapendo sempre che questo non è un privilegio, ma un diritto. Così come anche avere accesso alle informazioni, conoscere, perché a nessuno piace correre se non sa dove sta andando. Ed è proprio qui che nasce una rivoluzione, il vero cambiamento. Quando tutto diventa concreto, quando si può davvero dare fiducia e lo si può fare nella propria terra. Per questo 10 anni fa è nato il progetto Giovani Sì e per questo ogni anno cresce. Siamo in tanti in cerca di autonomia, possibilità, speranze, lavoro. E se oggi riguardiamo a quelle strade, ne abbiamo 380.000 di storie da salutare. E allora è solo questo che volevamo dire. Non smettiamo di incontrarci. Allora, questo è un video che abbiamo realizzato per il decennale, quindi nel 2021 lo abbiamo creato proprio perché il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, è venuto a conoscerci, quindi era un video del racconto di Giovani Sì. Da dove deriva? Deriva da qualcosa che io non ho vissuto, perché quando il Presidente Giani è arrivato al governo della Toscana nel 2020 abbiamo ereditato questo progetto. Quello che solitamente la politica fa è cestinare, prendere quello che è stato fatto dagli altri e cestinarlo, perché ognuno vuole avere il bollino, no? Questo è un classico di molti politici, e noi abbiamo fatto il contrario. Abbiamo detto: questa è un'esperienza che vale, importante, la Regione ci ha investito per 10 anni e quindi non possiamo buttarla via, valorizziamola e miglioriamola. E il Presidente Giani ha fatto qualcosa che credo sia unico in Italia e credo sia forse una delle cose più importanti di questo progetto. In Regione Toscana non esiste l'assessore regionale ai giovani, ma questa delega è stata tenuta dal Presidente. E questo, guardate, è molto importante, in Regione come nei comuni,
Banalmente per un motivo che prima veniva citato: i bilanci delle regioni sono davvero mangiati dalla sanità, dal trasporto pubblico in particolare, e quello che resta per tutto il resto è pochissimo, si tratta di pochi milioni di euro. Per quanto riguarda i tagli che vengono fatti anche recentemente, i limiti alla spesa delle regioni, quando poi si arriva a fare il bilancio e bisogna far quadrare i conti, di solito si va a tagliare nelle cose che vengono considerate secondarie, quindi dopo la sanità, dopo i trasporti, tutto il resto. Per evitare che i giovani siano sacrificati, è chiaro che se quella delega la tiene il Presidente, è l'ultima cosa che viene tagliata. Questo vi racconto un po' di dietro le quinte. Nel mio caso è andata benissimo, perché il mio Presidente si è tenuto la delega ai giovani e al bilancio, quindi questo mi aiuta, lo dico. Ed è importante perché grazie al progetto Giovani Sì, che è una delega del Presidente, noi coordiniamo tutte le attività che riguardano i giovani su tutti gli assessorati. Quindi ogni assessore, c'è l'assessore alla scuola, all'università, al lavoro, all'impresa e tutti gli altri, ma loro sanno che i giovani sono una priorità per il governo regionale. Se no, qual è il rischio? Che uno dei, ne abbiamo 8, uno degli altri dica: vabbè, no, io non ho la delega ai giovani, quindi non mi interessa, parla col mio collega. Ma non è così. I giovani devono essere prioritari in ogni politica della regione, non solo nella scuola e nell'università, ma anche nell'ambito sanitario, anche nell'ambito dell'agricoltura. Ovunque dobbiamo impegnarci per dare priorità alle nuove generazioni. Ed ecco che questa è una delle chiavi che permette al progetto di essere ancora oggi avanguardia sul piano europeo. E lo è in particolare perché il Presidente poi non è che può seguire tutto, ha scelto di dare ad uno dei suoi collaboratori il compito di coordinare il progetto Giovani Sì. Quando è arrivato al governo della Toscana ha deciso di metterci un ventenne, che era proprio il sottoscritto, e questo ha dei pro e dei contro perché non è facile affermarsi nella macchina regionale a 20 anni, ma dei pro perché ha permesso alla regione di aprirsi ancora di più ai giovani, per permettere alla nostra generazione di scrivere le nuove politiche regionali, perché come diceva Antonella prima, i giovani cambiano e cambiano le necessità, le istanze, i bisogni. E allora per questo abbiamo deciso di costruire un progetto dove i giovani fossero un po' più protagonisti. Lo abbiamo fatto in particolare con un percorso che è nato proprio durante la pandemia nel 2021. Abbiamo iniziato a incontrare tutti i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori della Toscana in vari incontri, andando lì dicendogli: siamo il progetto Giovani Sì, siamo qui con il mio collega del settore edilizia scolastica e del settore trasporti e gli omologhi delle province, siamo qua per chiedervi quali sono i problemi di edilizia e di trasporto delle vostre scuole che vivete ogni giorno. E quindi sono rimasti sorpresi, perché solitamente è il contrario: i ragazzi vanno sotto la regione, sotto la provincia e nessuno li considera, e noi avevamo ribaltato la situazione. Vi racconto questo perché non abbiamo smesso di farlo, e quando quest'anno ho iniziato il percorso i ragazzi non volevano parlare dei problemi di edilizia scolastica e di trasporto. I ragazzi di questo anno volevano parlare dei problemi che vivono nel mondo, del tema del cambiamento climatico, della guerra. Paradossalmente la nuova generazione di adesso rispetto a quella di 4 anni fa non gli interessa parlare della casa che brucia, ma del pianeta che brucia. Questo è molto interessante, dall'idea di come nel giro di pochi mesi cambiano anche le mentalità dei ragazzi, cambiano i ragazzi e anche i bisogni. Non so se è un bene o un male questo, però è una cosa che ho constatato. E la cosa che mi piace ribadire sempre quando si parla di politiche per i giovani non è che le politiche per i giovani sono le politiche per lo svago e la partecipazione dei giovani, ma sono le politiche per il lavoro, per lo studio, l'imprenditoria, la casa, l'autonomia nel suo insieme. Ed ecco perché vorrei ripartire dall'altro video che racconta un po' dei volti dei beneficiari del progetto, che sono dal 2010 ad oggi oltre 560.000 ragazzi e oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro investiti in più o meno oltre 70 politiche regionali, che sono bandi, in particolare bandi, che nel corso dell'anno si aprono e si chiudono e ogni anno poi dopo si ripetono, a meno che non ce ne siano di nuovi.
Dopo le superiori ho iniziato a pensare a ciò che avrei voluto fare della mia vita. Quell'esperienza sia stata la vera sliding door della mia vita. Lavoro ormai da 2 anni a TLS come ricercatrice. Le cose belle sono difficili. Fin da piccolo ho sempre amato la campagna, toccare la terra con le mani, respirare il profumo dei campi. I miei nonni mi hanno trasmesso questa passione. Dopo le scuole mi sono iscritta ad agraria. Ho studiato 5 anni ma non mi bastava. Sono un potuto fare, mi occupo della potatura delle vigne e del lavoro in cantina. Svegliarsi la mattina presto per andare nelle vigne potrebbe essere un sacrificio, però per me non lo è. Oggi sono al 4º anno di medicina. Ho ottenuto subito un alloggio nella residenza universitaria De Nicola. È stata un'esperienza che mi ha fatto conoscere degli amici che secondo me saranno amici di tutta la mia vita. Grazie a questi studi sto costruendo le fondamenta di come voglio che sia la mia vita. A fine 2020, durante il periodo della seconda chiusura forzata, il tempo per pensare non mancava. Sentivo il bisogno di reinventarmi in qualcosa che non avevo mai fatto prima. E così un giorno ho alzato il telefono, ho chiamato mia cognata Chiara e le ho detto facciamolo. È più o meno così che è nata la nostra libreria Le Storie della Mippa. Abbiamo aperto ufficialmente a inizio 2021 e le difficoltà ci sono nostre le difficoltà, così come anche tutte le soddisfazioni. Produco miele e olio insieme alla mia famiglia e il mio sogno è di espandere la mia attività. Io sogno in grande, non so dove mi porterà il futuro, ma sono orgoglioso del mio presente. Volevo una cosa, ho studiato e l'ho ottenuta. Il campo richiede molto tempo, la natura non si ferma e non aspetta nessuno e te non puoi rimanere indietro. Dopo le superiori ho iniziato a pensare a ciò che avrei voluto fare della mia vita. Ho trovato un lavoro come operaio in pelletteria e mi sono affezionato davvero a questo settore. Ho raggiunto una certa indipendenza economica e personale, sono riuscito appunto a comprarmi una macchina e un motorino, però non sentendomi realmente valorizzato sono tornato a studiare facendo appunto un sacrificio. Però in quest'anno di studi ho realmente capito tante cose e sono scelte che sicuramente rifarei. Lo studio è stato un reale investimento perché appunto vedevo per me un futuro diverso. Lavoro ormai da 2 anni a TLS come ricercatrice, in particolare studio meccanismi coinvolti nello sviluppo della leucemia linfatica cronica. Dopo l'università, grazie a una borsa di studio, ho potuto effettuare un dottorato di ricerca che mi ha fatto acquisire quelle competenze e abilità che mi hanno permesso di trovare il lavoro che ho sempre sognato di fare. Oggi lavoro in un ambiente stimolante e sono orgogliosa del percorso che ho fatto e di quello che ancora dovrò fare. Dopo il primo periodo di tirocinio, con mansioni di reception, adesso lavoro nell'ufficio legale come responsabile di recupero crediti. Io ho fatto giurisprudenza e quindi sono contenta di aver trovato la mia strada nel settore per il quale avevo studiato. Si può dire che ad oggi ho veramente raggiunto il mio obiettivo. Le cose semplici, la banalità, quello te lo può dare chiunque, però le cose belle sono difficili. Mi fa molta impressione vedere questo luogo vuoto. Qui ho passato i 6 mesi più formativi e importanti della mia vita, ho imparato a gestire innanzitutto i momenti di forte stress e a interfacciarmi con tante persone insieme. E sono stato mandato qui al Mandela, nel lab vaccinale, mi sono sentito molto utile per quanto riguarda la comunità. L'esperienza di servizio civile ha sicuramente dato una svolta alla mia vita. Oggi che lavoro stabilmente a San Salvi, non posso che guardare indietro e pensare che quell'esperienza sia stata la vera sliding door della mia vita. Lì ho capito cosa volevo essere. Allora, io mi commuovo sempre quando vedo questo video perché è sostanzialmente il lavoro che facciamo ogni giorno, cioè permettere ad ogni ragazzo e ragazza in Toscana di inseguire il proprio ikigai, direbbero i giapponesi, la propria ragione di alzarsi al mattino e dire vado a fare quello che piace a me, senza giudicare le scelte che ognuno di noi fa. Avete visto chi ha ottenuto la borsa di studio per un dottorato di ricerca, chi ha ottenuto una borsa di studio per fare l'università, altrimenti non l'avrebbe fatta perché non aveva i soldi per frequentare e sostenere le spese. Avete visto chi ha trovato lavoro dopo la scuola, ma poi non contento di quel lavoro ha deciso di licenziarsi, lasciare un contratto a tempo indeterminato e andare a fare un ITS con la voglia di tornare a lavorare con una specializzazione ancora più alta. Avete visto chi invece dopo essersi laureato grazie ad un tirocinio è riuscito ad essere assunto a tempo indeterminato al termine del periodo di tirocinio. Avete visto chi ha ottenuto grazie alla Regione Toscana accesso al credito e ha aperto la sua impresa senza essere figlio di imprenditore. Avete visto
Matteo, l'apicoltore, ragazzo che ha bocciato 2 anni a scuola, non si è diplomato e grazie al progetto Giovani Sì ha frequentato un corso di formazione professionale, è diventato agricoltore ed ha trovato lavoro. E quando sono andato a incontrarlo in quel campo dove ha 30 arnie e produce ogni anno 500 kg di miele, mi ha detto: Bernard, oltre ad aver trovato lavoro, quindi sono per metà tempo un dipendente, grazie alla regione ho aperto la mia azienda agricola ed ecco che faccio l'apicoltore. Ti presento la mia ragazza, stiamo per andare a convivere e quindi i miei non mi vedranno più tutti i giorni, mi vedranno solo nei weekend. La gioia di quel ragazzo che aveva toccato il fondo, ma che aveva avuto il coraggio di rialzarsi e di dire vado a fare quello che piace a me, è anche il brivido che mi viene quando lui mi racconta che poi ha deciso di riscriversi alle serali per andare a riconquistare quella cosa che aveva lasciato andare. In sostanza, come l'esperienza di servizio civile, il segreto dei giovani non sta nell'aspettare e quindi nel rinchiudersi, nell'aspettare chissà cosa, ma sta nel fare. Quindi se non sai cosa fare, vuoi prenderti una pausa, fai il servizio civile e in quell'anno magari scopri dei talenti che non conoscevi e poi riparti da quello che hai scoperto. Insomma, vi ho raccontato tante delle storie che ogni giorno noi viviamo, ma vuole essere il simbolo di come su giovanisi.it trovi tutto quello che la regione fa per te. Non devi andare a cercarlo nei meandri dei siti regionali, dei 1000 siti che ogni regione ha, ma vai lì e lì trovi tutto. E mi piace raccontare che noi andiamo anche nelle scuole, insomma in tanti luoghi, a spiegare tutte queste opportunità. Quando io vado nelle scuole, soprattutto quando incontro i ragazzi di quinta, gli racconto anche dei corsi di formazione professionale per i ragazzi che non si diplomano. E voi direte, ma che ne frega loro, ormai sono arrivati in fondo. No, è importante. Perché io quando ero a scuola ho avuto tanti ragazzi in classe che poi hanno abbandonato gli studi. Né io, né i miei compagni, né i miei insegnanti gli hanno dato una mano per non restare da soli, per non sentirsi soli. Quindi comunità educante significa conoscere anche ciò che non ti interessa, perché avrai sempre un amico, un vicino di casa, un conoscente che tu potrai aiutare grazie alla tua conoscenza delle politiche che la tua regione può offrirti. Grazie. Grazie mille Bernard, grazie anche per aver parlato di desideri dei giovani e non solo di bisogni, che è una delle questioni credo che anche oggi possiamo mettere un po' come appunto, nel senso guardare dalla prospettiva dei giovani e non solo rispetto a cosa secondo chi progetta una politica pubblica dovrebbero fare. Quindi ho colto molto di questo passaggio e subito io lascerei in realtà la parola a voi, perché a me interesserebbe sentire cosa arriva da chi ci sta ascoltando da tanto tempo. Per chi è arrivato dopo, abbiamo la possibilità di fare degli interventi e ci si iscrive da Stefano, che è lì dietro e alza la mano. Finora abbiamo 6 persone iscritte, però chi altro voglia si faccia vedere con lui. Allora faremo come in un'assemblea, abbiamo Jacopo Buffolo, assessore alle politiche giovanili al Comune di Verona, e poi si prepara, mi piace dire si prepara, Leonardo, si prepari, Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili del Comune di Vicenza. Devo stare seduto. Se ci sono delle domande specifiche per Antonella dovrà andare via tra un quarto d'ora, quindi magari se qualcuno voleva proprio interloquire con lei, magari riusciamo a fare uno shift e farlo parlare e intervenire prima. Grazie. Buonasera, io ci tengo prima di tutto a ringraziare Elena per questo percorso che ormai è più di un anno che viene portato avanti, per il confronto, perché quello che è emerso questo pomeriggio è sicuramente una visione, poi sappiamo che da parte di Regione Veneto manca la visione su tante cose, ma quando comincia a mancare sui giovani, e veniva spiegato molto bene prima, è un problema molto più ampio, perché non si sta ragionando solo delle politiche per i giovani, ma di una visione di sistema regione, mi verrebbe da dire, dove c'è una fortissima emorragia di ragazze e ragazzi, e dove poi questo tema
pervade l'economia della regione, una regione che non riesce ad avere una visione di futuro per se stessa e per i suoi figli e figlie, è molto problematica. Una visione di politiche integrate. Noi abbiamo in Regione Veneto la vecchia rete degli Informa-Giovani che da anni è stata abbandonata a se stessa ed è andata in disfacimento. Noi come Comune di Verona, quando siamo arrivati all'amministrazione ormai 3 anni fa, avevano anche dismesso l'Informa-Giovani perché era una cosa non utile, ma perché non servivano le politiche per i giovani, e se avessimo fatto probabilmente una VIC, si chiama? VIG, probabilmente non so cosa sarebbe emerso in quel momento lì, ma la cosa più importante io credo sia quella di continuare ad avere una visione integrata e di lavorare in questa direzione della legge quadro, perché poi il rischio che non ci sia attenzione su tutti gli altri campi, e capisco la soluzione adottata da Regione Toscana, ma può essere una soluzione a volte valida, poi non sempre estendibile in tutti i contesti e a tutte le dinamiche. Invece è fondamentale riuscire a dare centralità al mondo giovanile su tutto. E io credo che una cosa che è successa e sta succedendo nella nostra regione importante è che nel momento in cui i giovani sono esclusi da tutto, a una certa e senza potere si organizzano e provano a occuparlo quello spazio. E credo che l'esperienza mia di Dodo e di Charlie nelle 3 città che è capoluogo di provincia che è al centro-sinistra, credo che venga da questa direzione qua. Insomma, persone, ma ce ne sono tanti altri giovani amministratori che arrivano in un percorso anche attraverso poi la valutazione col consenso e con l'organizzazione a provare a tracciare delle rotte e a organizzarsi dal basso. E su questo insomma io ringrazio anche Elena per il lavoro di cucitura che va fatto, perché purtroppo non c'è uno spazio di confronto, di rete, di condivisione tecnica a livello regionale. C'è sul piano politico, perché insomma è da un po' di tempo che ci confrontiamo, collaboriamo insieme, ma invece avere una dimensione di servizio, insomma quello che ci hai raccontato da Regione Puglia è un mondo molto lontano dal livello amministrativo nostro di organizzazione, dove invece purtroppo spesso, e anche nella cultura generale, l'emersione dei giovani è quella di quelle persone fragili che si drogano, bevono e hanno bisogno di aiuto e di tantissimo paternalismo. E forse proprio contro questo è quello su cui dobbiamo lavorare, ma non a caso la delega ai giovani in Regione Veneto ce l'ha la Lanzarin, che è l'assessore alla salute e alla sanità, e quindi dà proprio quella visione. Io ho avuto il piacere, mi viene da dire, di partecipare una volta a un evento delle ULS sui giovani. Sembrava di avere a che fare in un mondo distopico. Poi sicuramente il Veneto ha un tema di alcolismo, però non è quello forse l'obiettivo se vogliamo costruire una regione che trattenga i giovani. Quindi benissimo procedere in questa direzione, benissimo fare rete e magari anzi moltiplicare gli spazi di confronto per costruirla questa rete a livello regionale. E arrivo anche con una piccola buona pratica, nel senso che io da 2 anni l'ho copiata in realtà dai miei vicini, perché nell'ATS dell'Ovest, la zona che da Verona dà sul lago, da una decina d'anni hanno delegato le politiche giovanili, tutti i 36 comuni dell'ambito, all'ULS, dove però c'è una visione molto innovativa sul protagonismo giovanile. Avevano realizzato un bando che si chiama Bando alle Ciance, dove proprio facevano quell'attività di supporto ai giovani, davano in realtà piccole quote a fondo perduto, sono 1.500-2.000 euro, e questo ha creato una rete di associazioni giovanili che sono anche nate da zero. Noi è 2 anni che lo portiamo avanti il Comune di Verona, abbiamo finanziato per 2 anni una quindicina di progetti, e lavorando molto sull'informalità, perché poi il mondo è un giovanile, lo diceva bene prima anche Bernardica, è un mondo che cambia, che muta, dove mutano i bisogni, e quindi incontrare tanti gruppi informali che si organizzano ci dà la possibilità di avere anche tante antenne sul territorio che si moltiplicano e ci restituiscono ancora in maniera più precisa quelli che sono i bisogni e le richieste di generazioni che cambiano e che sono molto diverse fra loro, perché anche nella discussione dei giovani tra i 14 e i 35 anni, io mi appresto ai 30, insomma ho bisogni molto diversi da un adolescente, e anche forse da Dodo che ha qualche anno in più di me.
Ce n'hai 30. Grazie mille. Pensavo di più. Leonardo Nicolai, assessore al Comune di Vicenza, e poi Pietro Bean, che ha la delega alle politiche giovanili nel Comune di Padova. Beh, allora intanto grazie davvero Elena e anche a tutti gli interventi. A parte il fatto che mi hai dato il vecchio, però devi sapere, noi abbiamo fatto la valutazione di impatto generazionale ed eravamo fortissimi, siamo essagliati, voi siete scarsissimi, noi fortissimi. Va bene, comunque... no, grazie a tutti gli interventi che hanno fatto emergere come fare politiche giovanili vuol dire ragionare in maniera assolutamente multisettoriale, vuol dire parlare di protagonismo, di spazi, ma anche di casa, di famiglia, anche di lavoro. Veramente bisogna parlare di tutto, tant'è che io avevo proposto addirittura di fare il sindaco direttamente, ma non hanno acconsentito. Detto ciò, non facendomi fare il sindaco, ci siamo dovuti a Vicenza reinventare da zero cosa vuol dire fare politiche giovanili. Non c'è mai stato a Vicenza un assessorato unicamente alle politiche giovanili, anche in Veneto è salute e politiche giovanili, perché è legato sempre a qualcosa. A Vicenza era legato prima all'istruzione, un po' così a caso, ci siamo inventati anche sta roba, e volevano, quando appunto abbiamo deciso di fare un assessorato unico, metterlo ovviamente al sociale. Ecco, abbiamo fatto una lotta totale per legarlo alla cultura. Sentire l'esperienza pugliese mi dà un po' di orgoglio che forse una direzione 20 anni in ritardo, ma l'abbiamo azzeccata, ma è stata, vi posso assicurare, veramente una battaglia culturale. E tuttora, dopo un anno e mezzo, qualcuno mi dice: hai visto che dovevi stare sotto il sociale, avresti avuto più potere, più soldi, più tutto. A me non me ne frega niente, perché se siamo eletti non siamo lì per il potere e i soldi, ma siamo forse per cambiare qualcosa. Un sistema, non solo qualcosa nel quotidiano, ma cercare di strutturare un sistema. Questo abbiamo sempre detto. L'obiettivo di 5 anni di mandato, che poi magari è ovvio che si spera siano 10, è creare un cambiamento che sia duraturo, anche per chiunque verrà, può essere lo stesso partito, di un'altra parte politica, non importa, ma se ci ritroviamo a pensare all'oggi, come è successo a me personalmente, ti trovi che non c'è niente e dal nulla devi farti tutto da zero, trovare i dipendenti, le risorse e via così. Sappiamo tutti insomma com'è. Ecco, in questo è evidente, insomma è inutile anche ripeterlo troppo, anche perché siamo in casa della regione, ma è evidente come manchi la regione, e quindi grazie ancora di aver dato vita a questo confronto e anche agli discorsi che ci sono stati in questi mesi. Manca in più temi, sia nel coordinamento, sia nella parte culturale, nel promuovere una cultura diversa riguardo a quello che sono politiche giovanili, non ripeto insomma quello che è stato detto fino a qua, manca anche nel bilancio. Allora, noi l'ATS Vicentina prende 120.000 euro, ok, quindi 36 comuni prendono 120.000 euro per la DGR regionale sulle politiche giovanili. Ecco, 190, maledetti. Cioè niente, perché si intende un attimo di soldi, di budget e di finanziamenti, niente. Questo deve essere diviso tra 36 comuni. La prima cosa succedeva? Non ne fanno neanche promozione, perché sperano che qualcuno se li tenga e siamo tutti felici. Ecco, la prima cosa che invece succede quando arriviamo ad amministrare la città è che qualche comune se n'era accorto. Sossano dice: si è buttato dentro, prima riunione dopo un mese che eravamo lì, assessore, qua abbiamo richiesto 190.000 euro ma ne abbiamo solo 120, e io chiedo: e la regione come ha pensato di organizzare questa cosa? Ci troveremo lì e ci batteremo a carte probabilmente. Ho detto perfetto, c'è una ottima capacità organizzativa, progettuale e via dicendo. A conclusione abbiamo chiamato i vari assessori, ci siamo messi sostanzialmente d'accordo con un passo indietro di Vicenza che poteva dire: sono il capoluogo, a me aspetta tutto o quasi, arrivederci, io ho le scuole e arrivederci. È successa una cosa bellissima, perché dopo un anno sono stati gli stessi comuni ad autoregolarsi. Sossano ha preso tutti gli altri 7 comuni che c'erano attorno, ha detto: non fate scherzi, voi seguite me, ci dividiamo la torta, che è aumentata di ben 3.000 euro da un anno all'altro, che vedete di cosa parliamo insomma quando parliamo di politiche giovanili. Però parentesi, per fare la sede della protezione civile sembra che domani arrivino 10 milioni di euro così dal nulla, chi lo sa, spero non arrivino mai. Però quindi manca anche a livello di budget,
E quindi questo è davvero grave e si fa davvero fatica dopo a fare politiche giovanili, perché dopo cosa diventa? Andare alla ricerca disperata di qualche bando e quindi tu ti fai guidare dai bandi. Sì, tu c'hai la tua idea, ma alla fine quel bando dice un po' quello, quindi devi plasmare, cioè non solo che si plasmano a te, ma tu a loro. E questo è un grave problema. Qua però vorrei porre tutto questo ragionamento per porre un punto. Non manca solo l'istituzione, io sento mancare anche tanto la politica. Cosa vuol dire? Questo apriamo un capitolo enorme perché su tanti temi pare mancare la politica, ma sulle politiche giovanili, cosa sono politiche giovanili a livello amministrativo? Di solito prendiamo l'assessore più giovane, perché anche se vecchio sono comunque il più giovane della giunta a Vicenza, gli diamo le politiche giovanili, così è contento, qualche fottina sul giornale, siamo tutti felici. Ecco. Cosa? Osservavo che c'è una strana diversità di composizione di genere. Perché quando abbiamo fatto la scuola 2 giorni fa. No, scusa, non ti volevo interrompere, che lo osservavo. E le assessore alle politiche giovanili che hanno queste caratteristiche erano tutte donne. Quindi hanno scelto, diciamo, di combinare la quota di genere con quelle Oppure la politica giovanile, cioè un disastro, cioè proprio letale. Ecco. No, beh, assolutamente. No, e questo è proprio, diventi la foglia di fico della giunta, capito? Cioè, quindi questo è ovviamente un problema. E lo fai proprio solo se c'è il giovane, perché se a Vicenza non corravamo candidati tanti giovani, probabilmente non lo facevamo neanche, probabilmente avremmo avuto il consigliere delegato o la consigliera delegata, come è accaduto spesso. Ecco, questo è un vero problema, perché quando manca la politica, e io ringrazio che una consigliera regionale, quindi no, un ente terzo, abbia fatto questo percorso, perché diventa anche un percorso politico, non solo istituzionale. Quando manca la politica, poi manca tutto il resto, perché la politica alla fine è quella cosa che dà l'orizzonte, che dà l'obiettivo, e questo quindi sta generando non solo dopo quelle che sono quello che la legge chiede, che sono le cose concrete, ma inizia a creare anche un orizzonte. Allora qua trovarci insieme più città, più realtà e più tutto vuol dire iniziare a creare un orizzonte condiviso. Quindi fra l'altro chiudo, soprattutto quello che ho visto sulla regione Puglia, insomma, che giovani, cultura, cioè quello è un orizzonte politico chiaro e forte che dopo mette insieme, dopo assistema tutto l'altro, vuol dire che mette a sistema il lavoro, gli spazi, la rigenerazione urbana e via dicendo. La cosa bella è vedere che a Vicenza stiamo riuscendo a farlo, infatti stavo scrivendo un messaggio ai vicentini che sono venuti con me dicendo che ce la stiamo facendo tutto giusto. Quindi grazie di avere questa opportunità, però mettiamo insieme proprio i cambiamenti istituzionali con gli orizzonti politici, perché è davvero importante. Grazie. Grazie. Salutiamo Antonella, grazie mille. Grazie di essere stata. Grazie. Lascio la parola a Pietro Bean con un secondo a Pietro, no, perché mi sono dimenticato un passaggio. No, sul tema dei finanziamenti, perché quello che accade poi nella realtà penso che sia simile anche a Vicenza. Noi le politiche le facciamo con i soldi delle fondazioni bancarie, senza di quelle non faremo praticamente nulla con i fondi di bilancio. Cioè, se io guardo il mio bilancio, i progetti che vanno in essere e che creano generazione di qualcosa sono finanziati da Fondazione Cali Verona, Fondazione San Zeno o altro che ci dà da un lato l'interesse delle fondazioni bancarie al tema, ma dall'altro ci dà anche l'incapacità politico-amministrativa di scommettere sul tema. Ecco. Sì. Buonasera a tutti e a delega tutte. politiche giovanili Comune di Padova. Grazie, sì, sarò breve perché immagino vogliono intervenire anche altri ragazzi ed altre ragazze. Allora io ringrazio chiaramente la consigliera regionale Elena Ostanel per la proposta di legge, ma anche per aver organizzato un momento così importante di discussione sulle politiche giovanili. Ringrazio anche tutti i relatori e tutti coloro che sono intervenuti. Devo dire che nelle vostre esposizioni ho imparato molto, ma mi sono anche un po' rivisto, perché se penso alla struttura di quelle che sono le politiche giovanili di Padova non è troppo diversa da quella che ha enunciato per la regione Toscana il dottor Dica, perché anche a Padova le politiche giovanili sono incardinate sotto il settore del sindaco e nessuno le sposta da lì, e infatti io sono consigliere delegato e non c'è un assessorato specifico, e questo ha dato modo all'ufficio progetto giovani di Padova di costruire un'expertise, avere anche una durata e una capacità di durare nel tempo con determinati progetti molto molto
importante. Ho apprezzato tantissimo anche i richiami alle politiche europee. Noi a Padova siamo anche un punto della rete Eurodesk, che se non sbaglio prima citava la dottoressa Bisceglie, che penso siano importantissime, sulla quale dopo torno, perché penso che il rapporto tra politiche giovanili e Europa sia uno dei nodi di questo confronto che abbiamo avuto, ma anche quello che ha detto la dottoressa Bisceglie, che mi spiace essere andata via, perché proprio la distinzione tra politiche per i giovani in quanto giovani, i giovani in quanto destinatari e politiche giovanili è la prima cosa che mi ha insegnato la mia caposettore quando mi hanno dato la delega alle politiche giovanili, che pensavo fosse un mare magnum. Invece questa distinzione è molto importante anche dal punto di vista metodologico quando si approccia a questo tipo di carica, quindi grazie anche perché è un momento formativo. Allora, dal punto di vista amministrativo la riflessione che porto è sostanzialmente questa: è stato detto da chi mi ha preceduto, è importante dare una cornice legislativa per le politiche giovanili e le politiche per i giovani in questa regione, perché da quello che vedo io, da quella che è la mia esperienza, che è diversa da quella di chi mi ha preceduto, ma ci sono delle forti similitudini, io vedo che i comuni volenterosi o che hanno un'expertise storica costruita o che se la stanno costruendo riescono a fare dei progetti di politiche giovanili molto importanti sul territorio, ma sì, manca una rete che va costruita in seno ovviamente alla regione e soprattutto manca la dotazione finanziaria. Quello che diceva l'assessore Buffolo è la norma all'interno di quello che sono le nostre attività sul territorio. E io penso che l'Europa sia proprio una grandissima fonte di finanziamenti da questo punto di vista, e le regioni, se hanno dimostrato una capacità quasi omogeneamente su tutto il territorio nazionale di essere degli enti capaci di essere intercettori di finanziamenti europei. Se tu colleghi il livello regionale con l'organizzazione dei singoli comuni, soprattutto per quello che riguarda i finanziamenti e i progetti europei, per farli ricadere a cascata su quelle che sono le varie attività di politiche giovanili sui territori, riesci a dare quella dotazione economica di cui la consigliera regionale parlava all'inizio nella sua relazione, che molto spesso manca a chi concretamente cerca di fare delle politiche per i giovani o delle politiche giovanili sui territori. E questo penso sia un aspetto dal punto di vista politico-amministrativo molto importante, perché è il punto su cui una cornice normativa, uno spazio regionale di interlocuzione per le politiche giovanili può incidere maggiormente. E credetemi, di idee bellissime, ma anche in piccoli comuni, non solo nei comuni capoluogo, per le politiche giovanili ce ne sono. Quello che manca molto spesso è non solo i finanziamenti, ma talvolta anche l'organizzazione per cercarli, perché i grossi comuni magari riescono ad attrarre finanziamenti europei dal punto di vista infrastrutturale, penso a quello che stiamo facendo a Padova col tram o con altre cose, però per i progetti di inclusione a livello sociale è molto più complicato e un'expertise regionale, un piano regionale potrebbe essere utilissimo. Sull'aspetto politico dico un'ulteriore cosa: ringrazio per questa proposta di legge, per l'iniziativa legislativa che sta venendo fatta, perché guardate, io credo che ci sia un punto politico molto importante quando si parla di politiche giovanili e del perché sono così compresse e i giovani vengono così ignorati, e quindi anche le cariche politico-amministrativi che si occupano di questi settori sono così ignorate, o spesso la dotazione finanziaria è così compressa. Il punto fondamentale è purtroppo un dato demografico. Noi viviamo in una società, quella occidentale, soprattutto quella italiana, in cui l'invecchiamento è sempre più persistente e il numero di giovani è sempre più esiguo. Questa cosa inficia tantissimo su quella che è l'attenzione della politica a livello nazionale, europeo, regionale, locale, e quello che sono il tipo di politiche che vengono strutturate. Pensiamo anche a tutta la sanità che stiamo ricostruendo con gli interventi territoriali per le case della salute, tutte le cose che gli ospedali di comunità vanno benissimo, ma sono tutti progetti costruiti per una popolazione che invecchia. Questo non è necessariamente sbagliato, ma provoca inevitabilmente che c'è sempre una meno attenzione per i giovani, e i giovani perdono anche peso politico e democratico. Questo è il grande motivo per cui i giovani sono anche molto spesso stigmatizzati come sempre vittime o sempre dei fautori di violenza o vittime della loro stessa incapacità di orientarsi in un mondo che cambia, perché è proprio una carenza demografica e il soffrire quella che è una razione spostata sempre sulle generazioni più anziane. Ecco quindi che
tutti gli strumenti che noi abbiamo per dare risalto alla partecipazione giovanile, che sia il racconto di quello che viene fatto sul territorio o che siano anche proposte di legge regionali che danno un protagonismo in un ente come quello della Regione Veneto, che spesso si dimentica dei giovani, sono ben accette, perché aiutano a fare da cassa di risonanza e da voce, diciamo, da megafono a quella che è una generazione che rispetto a quelle precedenti, o meglio 2 generazioni, perché parliamo dei tardi millennials, ma anche della generazione Z, che vive uno spazio politico sempre più striminzito, e per questo deve cominciare a conquistarselo e secondo me provare ad ampliarlo il più possibile. Possiamo farlo con la proposta politico-amministrativa e soprattutto facendo rete e alzando la voce democraticamente tutti e tutte assieme. Quindi grazie ancora davvero per questa occasione. Grazie mille Pietro. Allora lascio subito la parola ad Antonello Luiso dell'Unione degli Studenti. Prima però, se posso, il professor Monti voleva commentare un secondo l'intervento di Pietro Bean e poi lascio la parola. Sì, no, il consigliere di Padova ha toccato il tema delle attuali giovani generazioni, che sono poche, giusto, quindi assolutamente, ecco perché è necessario avere degli automatismi nei bilanci, perché se no i soldi saranno sempre meno. E in questo senso colgo l'occasione: il disegno di legge che sta in questo momento al Senato, proposto dal ministro Casellati, va in una direzione non corretta, perché parla solo delle future generazioni e soltanto dell'impatto sociale ed ambientale, non quello economico, quando in realtà, come stava dicendo lui, il vero problema è la carenza anche di risorse economiche. Quindi quel disegno di legge che adesso andrà alla Camera, no? Non sta in piedi, cioè è una sorta di bandiera che però non è quello che serve, cioè ci dice solo che ci siamo occupati di una cosa, ma la futura generazione, che è importante, le future generazioni, ma quello è un tema di sostenibilità in generale, no? Cioè lasciare tutti noi il mondo migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma qui stiamo parlando, come dice lui, di carenza di tutte e tre hanno detto la stessa cosa sostanzialmente. Tra l'altro Vicenza, che ha fatto la VIG, è quella di tutte quelle che abbiamo visto che ha alle risorse per i giovani maggiori degli altri, vado a memoria, ma credo il 17%, ecco, per dire. No, ma per dire, ma sono poche, lui ne ha poche, ma è quello che tra quelli che abbiamo visto che ne ha di più, quindi figuratevi cosa c'hanno gli altri. Lascio la... Giusto per dire, per chi sta andando via, se poi avete domande, richieste o altro, su mio Instagram c'è la mail e mi potete scrivere. Lascio la parola a Antonello Luiso, Unione degli Universitari. Grazie. Hai già il microfono. Perfetto. Salve, allora io sono Antonello Luiso, rappresentante in consiglio di amministrazione dell'Università di Padova con l'Unione degli Universitari di Padova. Allora, innanzitutto volevo ringraziare per aver fatto questo evento. Questo è uno spazio importantissimo in cui parlare di giovani che purtroppo non se ne parla, purtroppo se ne parla male. Di fatto siamo una generazione che è lasciata a se stessa, se ne parla soltanto quando c'è la necessità di mettere la medaglietta, ok, per dire che ci occupiamo anche dei giovani, come se fossimo più un trofeo rispetto a degli abitanti che effettivamente dei cittadini che vivono, che hanno delle responsabilità civiche e di fatto portano avanti questo paese, perché saremo poi i cittadini del futuro che abiteranno l'Italia e il Veneto. Io sono uno studente fuori sede, come magari si può notare dall'accento, e quando sono arrivato in realtà in Veneto, ho scelto Padova, era proprio perché ne avevo sentito parlare molto bene, anzi spesso, essendomi spesso informato di politica, sentivo Zaia parlare di giovani, quindi ho detto wow, figata, vado in un posto in cui magari le cose andranno bene. In realtà no, appena arrivato a Padova mi sono accorto che le cose non funzionavano. Banalmente il mio primo anno è stato l'anno in cui è tornata la figura dell'idoneo non beneficiario alla borsa di studio, che vuol dire che io sono uno studente che ha i criteri di merito e di reddito idonei per ricevere la borsa di studio, ma non la ricevo nei fatti. E questo è un problema perché comporta che persone che già vivono in una condizione economica disagiante non possono accedere al diritto allo studio nel loro complesso, oltre che ci sono dei problemi costituzionali perché di fatto non si sta garantendo un diritto costituzionale. E di fatto è un problema che persiste, dato che nonostante quest'anno siano state coperte, non sono ancora state coperte più di 1800 borse di studio che non sono state erogate l'anno scorso, che sono 1800 persone che di fatto hanno speso dei soldi, nel caso sono rimaste a studiare, hanno trovato magari un lavoro. Diversamente sono anche persone che hanno abbandonato gli studi. E questo è una sconfitta politica, in primo luogo umana,
per tutto il resto. Ci sono vari temi di cui vorrei parlare. Uno su tutti è il trasporto pubblico in Veneto è un trasporto che fa acqua da tutte le parti. Basti pensare che ci sono più di 20 aziende che si occupano di trasporto pubblico, se ne occupano male. Noi da anni come associazione chiediamo il biglietto unico per il trasporto regionale, perché è un tema importante di cui parlare anche sul piano ambientale, lo diceva benissimo il consigliere Dica, se non erro, Berna. Noi ci preoccupiamo della casa che va a fuoco, sì, perché la nostra casa è la terra, quindi anche avere un trasporto pubblico che sia accessibile realmente significa poter accedere a un trasporto che sia sostenibile, molto banalmente, ma che poi vada a combattere i vari problemi come il caro vita, che colpisce tutti, perché banalmente se io sono uno studente e devo raggiungere il mio polo, la mia scuola, ho bisogno di un trasporto che mi ci faccia arrivare, perché sennò sarò costretto ad accettare la casa o comunque la stanza a un costo esorbitante che non mi posso permettere, e quindi o scegliere se proseguire i miei studi o non proseguirli, o nel migliore dei casi comunque dover sostenere un costo che non mi posso permettere, attingendo a finanziamenti dalle banche, banalmente il famoso prestito d'onore, che peraltro è stato elogiato più volte dalla ministra Bernini, ma vabbè. C'è bisogno anche di tornare a parlare di un impegno reale sul diritto allo studio nella Regione Veneto. L'ente per il diritto allo studio, l'ESU, da anni, causa anche l'ex assessore Donazzan, è stato mal gestito. Di fatto c'è stato un completo disinvestimento, parlo in particolar modo per Padova, di tutti quegli impegni come le residenze o le mense pubbliche che sono state chiuse. Ok, le mense a diretta gestione dell'ESO attualmente sono soltanto 2, le residenze sono 4 e sono comunque pochissime, e questa è una cosa che non va assolutamente bene. Banalmente nelle mense per combattere il caro vita, nel caso delle residenze per combattere il caro affitti. È uscito proprio come associazione nazionale, si è fatto un report sul costo delle nuove residenze che si sono costruite con i finanziamenti del PNRR. Ora, al di là che non abbiamo raggiunto come Stato gli obiettivi che ci eravamo dati, si è visto che il prezzo medio delle stanze è di 620 euro. Come pensiamo di poter combattere un caro affitti con un prezzo medio così alto? Di fatto si sta ignorando il problema, di fatto si sta ignorando una generazione, e c'è bisogno di parlarne sia in questi momenti. Infatti io ringrazio la consigliera Rostanel per aver creato questo momento, però c'è bisogno di agire politicamente adesso. Come regione presto si andrà, diciamo, al rinnovo del Consiglio regionale e anche della Presidenza. Noi spesso ci si illude, si parla anche a livello giornalistico di Zajastan, che questa regione politicamente sia impenetrabile. Non dobbiamo pensarlo, anzi dobbiamo fare rete e essere uniti su questo, perché di fatto finora si è parlato in 20 anni ormai di assessorato, prima Donazzana, adesso abbiamo una nuova assessora, speriamo le cose migliorino, però si è avuto un'unica politica regionale per quanto riguarda il diritto allo studio. Scusate se sono ridondante sul diritto allo studio, però è quello di cui mi occupo. Si è avuto un'unica direzione, una direzione che è sbagliata, che non condividiamo, e su questo noi dobbiamo essere uniti e fare rete per passare oltre. Quindi ringrazio ancora per questo momento di scambio e niente, passo la parola. Grazie mille, anche perché per chi ci ascolta abbiamo più volte provato anche solo a far parlare le organizzazioni studentesche con l'assessore precedente e non ci siamo riusciti. Vi ricordate quando siete venuti durante un consiglio? Cioè, siamo alla base, diciamo, anche solo dell'interlocuzione che manca, e questa è una questione per noi importante, perché ovviamente ci sono invece delle regioni che ci hanno spiegato che la progettazione è continua. Qui abbiamo ancora difficoltà all'incontro, e quindi grazie dell'intervento, perché penso sia importante almeno sentirvi, diciamo, qui in questa sede. In battuta, di fatto quella volta eravamo riusciti a incontrare un assessore che era però l'assessore al bilancio e non l'assessore per il diritto allo studio. Bene, non troppo, però andando avanti lascio la parola a Serena De Marchi della Rete degli Studenti Medi. Sì, grazie mille. Appunto io sono Serena De Marchi, sono della Rete degli Studenti Medi del Veneto e innanzitutto ci tenevo anch'io a ringraziare per averci invitati, perché credo che
non sia scontato molto spesso invitare le associazioni studentesche a interloquire, anche se si parla di studenti, anche se si parla di giovani. Quindi grazie. Noi ci definiamo spesso una generazione precaria, e è un termine che mi piace molto portare perché è esattamente come ci sentiamo, come mi sento spesso, perché fatichiamo a immaginare con fiducia il nostro futuro, a progettare un nostro futuro, soprattutto molto spesso facciamo fatica a immaginare il nostro futuro in questa regione o in questo paese. E uno dei fattori che contribuiscono a questo è anche un senso di abbandono da parte della politica quando si parla dei giovani. Già da quando siamo a scuola, alle superiori, facciamo esperienza di questo poco interesse nei nostri confronti. Da come non viene tutelato il diritto allo studio. Anch'io mi concentro tanto sul diritto allo studio, perché banalmente, ne parlavo anche prima Antonello, il trasporto pubblico inefficiente, frammentato, costoso, è un qualcosa che impedisce in parte il diritto allo studio. Il poter, per esempio, faccio un esempio, io sono di Belluno, della provincia, molti studenti fanno fatica ad andare a scuola, ogni tanto rimangono proprio a casa perché hanno tagliato le corse degli autobus e gli autobus sono troppo pieni per raggiungere la scuola. Quindi questo è proprio l'esempio di come il diritto a un trasporto pubblico efficiente sia legato in tutto e per tutto anche a un diritto allo studio. Poi anche un'edilizia scolastica fatiscente e il caro scuola, il caro libri, sono tutte cose che ci fanno capire già ci fanno sembrare almeno che già da quando siamo alla scuola la politica non si interessi veramente di noi, perché se queste sono le condizioni con cui dobbiamo andare a scuola, evidentemente c'è qualcosa che non va. E anche il fatto che in provincia, in periferie, manchino degli spazi di aggregazione per i giovani, per gli studenti, è un altro punto molto importante secondo me da toccare. Quindi come giovani non ci sentiamo per niente valorizzati e quindi non è una sorpresa che molti di noi se ne vogliano andare dalla regione. Poi posso dire che ci rincuora in realtà vedere che in regione c'è qualcuno che si vuole occupare del nostro futuro, è sicuramente una cosa che dà un po' di speranza. Poi un altro punto molto importante di cui volevo parlare erano i consultori, che sono dei presidi veramente fondamentali che credo in regione siano poco valorizzati, sono importantissimi per i giovani, per gli studenti. Noi ne abbiamo fatto esperienza l'anno scorso, per l'8 marzo abbiamo lanciato la campagna Un posto sicuro, che è una mappatura di tutti i consultori della regione, che poi abbiamo dei consultori dei centri antiviolenza, che poi abbiamo distribuito all'interno di scuole e università, perché ci siamo resi conto di come questi presidi fondamentali fossero poco conosciuti dai giovani e poco discussi dalla regione. Quindi nel momento in cui la regione non ci dà gli strumenti per conoscere questi presidi così fondamentali, perché li sta definanziando, allora prendiamo noi nelle nostre mani questa cosa e diamo noi gli strumenti agli studenti, ce li diamo da soli questi strumenti. E quindi interloquendo con i consultori della regione abbiamo potuto capire quanto sono sottofinanziati e quanto siano anche appunto importanti sia per la nostra salute fisica che per la nostra salute mentale. E in Veneto la situazione dei consultori è critica, nel senso che siamo tra le regioni con la più bassa diffusione di consultori in Italia, quindi secondo me è un punto molto importante di cui parlare e ci tenevo anche a portarlo in questa discussione. E poi scusatemi se mi sto dilungando, dico solo la mia ultima cosa. Come dicevo prima, io sono studentessa a Padova, ma sono di Belluno, della provincia, quindi capisco molto la mancanza di investimenti nelle politiche giovanili. Dicevo anche prima, la mancanza di spazi di aggregazione, di trasporti, problemi di edilizia scolastica si sentono tanto in provincia e si sentono tanto in montagna. E tutte queste cose portano allo spopolamento, e questo è uno dei problemi principali appunto della nostra provincia, e quindi
diciamo che ci sentiamo anche presi in giro nel momento in cui gli unici soldi che arrivano in provincia di Belluno sono per una pista da bob, quando ci sono degli studenti che rimangono a casa da scuola perché non ci sono gli autobus, perché hanno dovuto tagliare le corse, perché non ci sono i fondi, quando rimangono a casa da scuola nonostante paghino 500 euro l'anno per un abbonamento. Quindi dà speranza comunque vedere qualcuno che si interessa di noi, perché veramente ogni tanto sembra di perdere un po' la speranza. Grazie. Grazie a te Serena. Abbiamo gli ultimi due, chiedo di essere brevi, scusate abbiamo sforato, chiedo scusa anche a chi sta gestendo la regia per il ritardo. Abbiamo il penultimo intervento di Davide Turrina di Arcigay e poi Federico Engaldini per chiudere. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Davide, sono un membro del direttivo di Arcigay Verona con delega alla comunicazione e alle politiche giovanili. Sono qui per portare la voce e le esigenze di tanti giovani LGBTQIA+, che chiedono un impegno concreto per garantire diritti, tutela e pari opportunità nella nostra regione. Viviamo in un tempo in cui la diversità dovrebbe essere una ricchezza riconosciuta e valorizzata, ma ancora troppe persone subiscono discriminazioni a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere. Chiediamo con forza misure efficaci contro l'omo-lesbo-bitransfobia, che vadano oltre la semplice condanna morale e si traducono in politiche di prevenzione, educazione e intervento. Ogni giorno giovani come noi affrontano episodi di discriminazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. Serve un impegno chiaro per garantire ambienti sicuri e inclusivi, con sportelli di ascolto, campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per educatori e datori di lavoro. Per arrivare a ciò riteniamo fondamentale l'approvazione di una legge regionale che tuteli le persone LGBTQIA+ dalle discriminazioni. Un passo necessario dopo il fallimento del Parlamento italiano nell'approvazione del DDL Zan. Vi ricordo che l'Italia, secondo l'ultimo studio di ILGA Europe del 2024, è emersa al 35° posto su 48 stati analizzati, con un punteggio solo del 25,41 su 100. La media dei paesi dell'Unione Europea risulta del 50,61 su 100 e punteggi di grandi stati europei come Spagna, Francia, Germania e Portogallo rimangono tutti sopra la media. Il nostro paese si è addirittura classificato sotto stati come l'Ungheria di Orban, che ha recentemente vietato anche la possibilità di scendere in piazza con i Pride. Non possiamo permettere che la nostra regione e più in generale il nostro paese resti indietro nella tutela dei diritti fondamentali. Per noi giovani un'altra richiesta fondamentale riguarda le carriere alias, da rendere obbligatorie in tutti gli istituti scolastici, nelle università e nei servizi pubblici della nostra regione. Il diritto all'identità è un pilastro della dignità personale, eppure molte persone trans e non binarie devono affrontare enormi difficoltà burocratiche solo per essere riconosciute per quello che sono. Una carriera alias è un primo passo essenziale per garantire rispetto e serenità nella vita quotidiana di molte persone. Chiediamo inoltre che nelle scuole vengano promossi incontri sull'affettività e sulla sessualità, con un approccio inclusivo e scientificamente fondato. Troppo spesso il silenzio o le informazioni parziali alimentano stigma e pregiudizi. Educare al rispetto delle differenze significa costruire una società più giusta e sicura per tutte. Oltre all'ambiente scolastico, l'accesso al lavoro per le persone queer deve essere una priorità. Discriminazioni dirette e indirette limitano le opportunità di carriera e impediscono a tante persone di vivere con dignità. Chiediamo incentivi per le aziende che adottano politiche inclusive, percorsi di formazione mirati e riconoscimento del valore delle diversità nei contesti lavorativi. Un ulteriore punto fondamentale riguarda la formazione inclusiva nei servizi pubblici, per garantire un'accoglienza rispettosa e adeguata alle persone LGBTQIA+, nei servizi sanitari, negli sportelli pubblici, esempio l'anagrafe, e tra le forze dell'ordine. È essenziale che il personale sia formato per interagire con competenza e sensibilità. Spesso infatti le persone queer incontrano ostacoli burocratici, incomprensioni o addirittura atteggiamenti discriminatori che rendono l'accesso ai servizi un'esperienza difficile e dolorosa. La Regione deve promuovere corsi di formazione obbligatori per garantire che ogni cittadino e cittadina riceva un trattamento equo e rispettoso.
Infine, assistiamo sempre più spesso a una mistificazione della realtà attraverso la diffusione di notizie false o distorte che alimentano stigma e pregiudizi contro le persone LGBTQIA+. La narrazione manipolata di tematiche legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale non solo allontana dal dibattito basato su dati reali, ma contribuisce attivamente a creare un clima di ostilità e paura. È essenziale contrastare questa disinformazione con campagne di sensibilizzazione e con il supporto di istituzioni che garantiscono un'informazione chiara, corretta e rispettosa della realtà dei fatti. La nostra richiesta non è una richiesta ideologica, ma una necessità reale. Vogliamo vivere in una regione che protegge e valorizza ogni suo cittadino, indipendentemente da chi ama o da come si identifica. Abbiamo bisogno del vostro sostegno e del vostro impegno per trasformare queste richieste in realtà. Grazie. Grazie mille. Federico Ingaldini e poi chiudiamo. Chiudo con due cose. Ecco, mi piace sottolineare che nella proposta di legge oggi abbiamo sentito, diciamo, voci plurali e la nostra proposta, scritta insieme ad Elena, ha al suo interno l'idea di un giovane plurale, nel senso che non è semplicemente il giovane veneto come descritto nelle altre proposte, è un giovane fuori sede, è un giovane di seconda generazione, è un giovane che viene da altre regioni. E anche questo è la pluralità dei giovani che compongono la nostra regione. Questa è una prima sottolineatura. La seconda è abbiamo visto davvero quanto lavoro ci può essere fatto attraverso il confronto con le regioni. Mi viene da dire, portiamoci a casa questo desiderio di costruire rete. Non lasciamo che in Consiglio regionale sia solo Elena Ostanella a parlarne, che ringraziamo, ma da oggi continuiamo insieme a parlarne, a affiancare Elena in questa battaglia, a costruire rete, perché anche noi tra 10 anni possiamo dire cosa si è fatto in Veneto di politiche giovanili. Grazie. Grazie mille a tutti e a tutte. Grazie anche agli ospiti che hanno portato un'esperienza importante. Per me avete realizzato un piccolo sogno, essendo qui oggi, però la battaglia da fare, no, la sfida da portare avanti parte da oggi, quindi davvero teniamoci insieme perché ce la facciamo solo così. Grazie, davvero.